Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. Buon pomeriggio, eccoci qua negli studi di Via Oslavia per questa ultima partita del Lecco della stagione 2022-23 per quanto riguarda l'anno solare 2022. Lecco Virtus Verona che tra pochi minuti saranno in campo al Rigamonti Ceppi. Io vado subito a salutare i due ospiti che ci faranno compagnia in questo pomeriggio, mister Giulio Invernizzi. Ciao mister. Ciao Stefano, ciao a tutti. E Ivan Alborghetti. Ciao Ivan, ben ciao trovato. A tutti e grazie, forza Lecco sempre. In regia salutiamo Fausto Riva che come sempre ci scorterà verso la fine di questa partita. A breve ci colleghiamo con il nostro Albino Alborghetti che è a Rigamonti Ceppi, ci darà le ultime dallo stadio. Uno sguardo veloce alle formazioni di questa ultima partita, come detto, dell'anno solare. Lecco che schiera più o meno gli attesi, c'è un'assenza pesante, quella del capitano Luca Giudici per squalifica. Belgrati con Zeliak, Enrice e Battistini in difesa, Zambataro e Lepore gli esterni, a centrocampo con Galli che girà davanti alle difese, Mezzale, Carlo Di Dari che rientra dopo la squalifica patita a sua volta la scorsa settimana e Stefano Girelli. Davanti Buso in appoggio a Pinzauti, risponde la Virtus Verona con Giacomel, Daffare e Manfrini sugli esterni, Faido, Cella, Munaretti in difesa, Tronchin davanti alla difesa, Lonardi e Danti le mezzali, Gomez e Nalini saranno le punte. L'arbitro di giornata è il signor Fabrizio Pacella di Roma con Andrea Mastro Simone di Rimini, Gianluca Scardovi di Imola e Andrea Bortolussi di Nichelino come assistenti. Noi vediamo se Fausto ci ha messo il collegamento con Albino. Ciao Albino! Sì, ciao Stefano. Allora eccoti qua, ben trovato in versione natalizia dal Rigamonti Ceppi. Allora innanzitutto volevo chiederti Albino, quante persone, perché poi parleremo anche del comunicato dei gruppi congiunto della Curva Nord. Sì, esatto, è stato distribuito. Allora guarda, la curva sud è pienissima. La curva sud è pienissima di ragazzini che poi hanno preso dalle immagini e hanno invitato credo anche le società affiliate, non solo il settore giovanile del Calcio Lecco. La curva nord avrà circa 150 persone al momento, i distinti sono un po' più pieni rispetto al solito e la tribuna è più o meno uguale, diciamo. Ok, dicevamo appunto del comunicato che poi hanno distribuito, no? Come ci dicevate lì allo stadio, esatto. 14 gennaio, rimandata un po' la festa per i 110 anni della squadra al 14 gennaio, proprio in virtù, no, dicono i supporter blucelesti, di questi orari infelici, venerdì alle 14:30, non c'è modo naturalmente per tutti di essere presenti allo stadio oggi. Certo, non saprei come dargli il torto però. Sì, no, assolutamente, ci trova comunemente d'accordo. Dovevamo appunto questa notizia in apertura di trasmissione. Una partita difficile, almeno quella di oggi, perché la Virtus è tutto tranne che una squadra non in salute, viene da 3 vittorie consecutive, 4 in trasferta, un bel impegno per il Lecco di Foschi oggi. Allora direi un bel impegno senz'altro, abbiamo un vantaggio e uno svantaggio. Lo svantaggio è che ci manca Luca Giudici, il vantaggio è che a loro manca Alfredson, sì, che è il sarto che cuce tutte le loro trame in campo. Però va anche aggiunto che è vero che è un cliente scomodo la Virtus Verona, no? Ma se andiamo a vedere pur con tutti i successi che ha fatto di seguito, che mi pare siano 4, non ha in classifica più di 22 punti, quindi è lì al limite anche della zona per la lotta play-out. Sì. No, ma è una partita senza dubbio difficile, un cliente scomodo la Virtus, poi anche gli anni scorsi comunque ci ha sempre messo un pochino in difficoltà. L'Ecco che però a sua volta ha Albino davanti a sé la possibilità di chiudere il 2022, di andare a questa sosta natalizia nel migliore dei modi, con una classifica, l'abbiamo detto tante volte, livello di gran livello. No, ma io penso che se il Lecco, come dico spesso e volentieri,
entra con la mentalità del Lecco, soprattutto in casa, riesce sicuramente a fare il risultato. Tenendo conto che con questi signori, per quanto non abbiano un gran pubblico a casa loro e per quanto non abbiano una grande tradizione nel mondo professionistico, se non la Serie C, noi abbiamo dei conti sospesi perché siamo stati più volte strapazzati da loro, a casa loro, o abbiamo avuto problemi con le partite di casa con loro, quindi è una partita tutta da vedere, da godersi, e io penso che il Lecco se la farà sua, me lo auguro. Certo, ce lo auguriamo anche noi. Dimmi un giocatore che oggi a tuo giudizio può essere decisivo per il Lecco. Dico Pinzauti. Ok, Pinzauti, al quale manca il gol da qualche domenica, ma non ha mai fatto mancare l'apporto, no? Come diciamo sempre. Ha fatto un gran lavoro. Sì. Allora, ti chiederei di lasciarmi un secondo per fare gli auguri, buonasera a tutti voi e a tutti gli ascoltatori di Lecco Channel. Assolutamente, grazie mille, ricambiamo e LCN Stadio, evidentemente, anche a te, e ci uniamo anche noi a questi auguri natalizi. Dai, okay, speriamo di farci un bel regalo. Cominceremo a vedere già se lo scartiamo alla fine del primo tempo. Dobbiamo scartarlo già alla fine del primo tempo, poi alla fine lo scartiamo quantomeno una sbirciatina alla fine del primo tempo. Esatto. Grazie Albino, a più tardi. Ciao Albino. Grazie, più tardi. Ciao. Andiamo a dare anche uno sguardo a quelle che sono le partite di questo turno. Ho detto che il Pordenone ha già giocato, ha vinto con la Triestina 2-1, match importante perché in questo momento proietta il Pordenone davanti a tutte e la Triestina rimane lì sul fondo. Trento e Juventus Next Gen, partita delle 12:30, 1-1, non è ancora 2-1 per il Trento. Mi dice Fausto che è arrivato il secondo gol del Trento, io non l'ho ancora qui sul mio terminale. Allora, Arzignano Valchiampo Pro Patria, partite tutte delle 14:30, Feralpi Salo Albino Leffe. Naturalmente seguiremo con particolare attenzione questa partita perché anche la Feralpi, diretta rivale del Lecco in classifica. Lecco Virtus Verona, Mantova San Giuliano, Padova Pro Vercelli, Piacenza Pergoletese, Pro Sesto Vicenza, scontro diretto di alta quota questo, quindi altrettanto interesse per noi questa partita, e Renate Novara per completare lo sguardo alla giornata. Pordenone 36 punti, Feralpi Pro Sesto 35, Vicenza e Lecco 34. Vedremo che situazione avremo al termine di questi 90 minuti. Mister, quanto pesa l'assenza di Luca Giudici a tuo giudizio? In questo momento è uno dei giocatori più importanti per rendimento, per qualità, e poi alla fine, se andiamo a guardare nelle azioni dei gol, è sempre comunque dentro, o come assist o come finalizzazione. Perciò oggi sì, può essere un'assenza importante. Spero che chi giochi al suo posto, in questo caso Lepore, riesca comunque a mettere il suo contributo, anche se è meno attaccante di Giudici. Comunque è un giocatore secondo me tecnicamente molto, molto valido, magari anche su qualche palla inattiva può essere determinante. Lui ha un piede educato, in questa categoria ce n'è pochi con queste caratteristiche. Assolutamente. Ivan, tu mi dicevi temi un po' la partita prima di Natale perché la tradizione non è favorevole, sì. È una partita insidiosa per mille motivi. Esatto, però una cosa che voglio e mi auguro con curiosità che se può accadere è se vedere la reazione loro se dovessimo passare in vantaggio per primi, perché la mia sensazione è che loro sono molto bravi comunque a giocare anche col contropiede, ho visto anche delle highlights loro, e quindi è una squadra tignosa, come si dice in gergo. Allora il discorso è che se abbiamo la forza, la capacità e anche la fortuna di passare in vantaggio per primi, probabilmente riusciamo poi a portare la squadra, perché una cosa che ho notato è proprio sull'impostazione del gioco, perché è una squadra probabilmente che quando non c'è un giocatore come Gomez che gira bene, per esempio a me era piaciuto anche l'andata della partita con Lecco, però può avere delle difficoltà, quindi secondo me è fondamentale ovviamente non andare subito a sprombattuto, però andare a cercare di passare in vantaggio per primi per vedere, ripeto, la loro reazione. Poi di sabato io ho visto prima di Natale tante cose che preferisco scaramanticamente non ricordare, però ci sono state delle partite dove eravamo anche in posizioni classifiche interessanti e magari siamo proprio scivolati sull'uvetta del panettone. Intanto il nostro Fausto saggiamente e tempista ci manda
in sovraimpressione il nostro Matteo Bonacina, direttore di LCN Sport. Lo vedete dagli spalti del Rigamonti Ceppi, foto di qualche minuto fa, con il grande, la leggenda Antonio Pasinato, il Ruspa, e in mano che cosa hanno? Il nostro libro Per sempre blu celesti, che abbiamo dato le stampe proprio in questi giorni per celebrare il compleanno della Calcio Lecco, e non solo, 50 leggende blu celesti, 50 per sempre blu celesti, giocatori che rimarranno sempre nella storia della nostra amata società, 110 anni di storia. Appena uscito trovate, ho appena messo il link nei commenti per se volete andare ad acquistarlo direttamente dallo store di You Can Print, che ha pubblicato questo libro, che ha distribuito questo libro che abbiamo pubblicato come Sky Blue e LCN Sport. Intanto arrivano dallo spelacchiato manto del Rigamonti Ceppi le immagini qui nei nostri studi. Sta per partire il match di oggi. Pasinato è naturalmente una di queste 50 leggende, avendolo curato personalmente il libro, il primo da cui sono partito, per affetto, per quello che ha significato, per quello che significa tuttora, visto che ogni domenica è allo stadio a vedere la partita. Avremo modo però di tornare a parlare di questa nostra iniziativa editoriale, e che si affianca a 50 altrettanti podcast audio che potete ascoltare sia da LCN Sport, al nostro sito, sia da Spreaker, Spotify e delle altre piattaforme di streaming. Allora, Virtus Verona, che gioca con questa tenuta da steward, perché è dello stesso colore degli steward, come possiamo vedere dalle immagini, giallo fosforescente. È iniziata in questo istante la partita, l'ecco tradizionale maglia blu celeste, ma con la novità delle righe orizzontali, celebrativa alla maglia dei 110 anni. Vi dico la mia, non mi piace, ve lo devo dire, non mi piace, preferisco le righe tradizionali verticali, o anche se fosse comunque una maglia tradizionale celebrativa, questa non mi fa impazzire, dico la verità. Non so voi cosa ne pensate. Maglia da rugby. Da rugby, bravo, sì, no? Ivan, poi... Sì, allora, quando ci sono le maglie celebrative non dobbiamo comunque pensare che magari si esce tra virgolette fuori tema. Qualcuno per esempio ha detto ricorda un po' la maglia della Pro Patria. Se andiamo a fare il ragionamento che comunque la Calcio Lecco arriva dalla Canottieri, la Canottieri anche nei primi del Novecento aveva comunque una maglia blu celeste, così, quindi se c'è un discorso storico, c'è un richiamo alla tradizione. Ecco, ma io questo non lo metto in dubbio, dico sul mio gusto personale, non mi fa impazzire. Ecco, per esempio sono un fautore che mi piacerebbe vedere la maglia blu celeste fatta impostata come la maglia del Genoa, per esempio. Ecco, questa è una cosa che mi piacerebbe magari vedere. Invece che a righe esatto, in un prossimo futuro. Però, ecco, per esempio, la maglia della Virtus Verona è improponibile. Sembrano 11 guardaline o 11 steward, giallo fosforescente, esatto. Si può guardare, ragazzi. Fortunatamente non c'è il sole oggi forte, quindi se no avrebbe creato anche problemi di risaltano riflesso. un po' di più, perché il campo è brutto, in brutte condizioni, molto brullo, probabilmente anche per le temperature fredde dei giorni scorsi. Attenzione al colpo di testa, Buso al limite dell'area, sterza perché non ha lo spazio per il tiro, appoggia e allarga il gioco su Girelli, che va a destra dove c'è Lepore. Vediamo se mette dentro un cross interessante. Lepore, l'anticipo su tutti di Giacomelli. È saltato 2 volte il pallone male, Sì, perché... sì. No, il campo non è assolutamente in buone condizioni, Ci prova allora con Manfrin la Virtus, dentro il pallone per Lonardi, sull'out di sinistra, va a cercare Nalini, l'anticipo in tuffo di Zeliak. Rientro importante quello di Zeliak nelle ultime settimane, mister. Sì. Vabbè, lui non lo scopriamo certo oggi, giocatore che è sempre stato tra i protagonisti, poi quest'anno forse il suo anno migliore, sempre comunque presente. È uno costante, sempre da 6 e mezzo, no? Lui non fa mai picchi nei negativi nei positivi, cioè rari. Poi quest'anno ancora di più, che comunque c'è meno ricambio dietro, bene o male giocano sempre loro 3, perciò ha trovato ancora un po' più di personalità, un po' più di continuità. Si lotta a centrocampo, Ilari cerca di mettere ordine a destra dove c'è Lepore, chiamato a sostituire i giudici. Quest'oggi sicuramente importante anche la sua prestazione da tenere sotto la lente di ingrandimento. L'Ecco che allarga il gioco, allarga il campo, a sinistra non c'è pressione sui portatori di palla della Virtus Verona. Bello il lancio a scavalcare proprio il centrocampo, Pinzauti era Pinzauti che è andato indietro, il pallone cross dentro in mezzo, non ci sono saltatori dell'Ecco. Pinzauti che viene molto indietro a prendere il pallone, in questo caso agisce spesso neanche da seconda punta, quasi da mezzala, lascia un po' più Buso ad attaccare la profondità, ad attaccare la profondità, andare magari in pressione sui difensori, lui viene un attimino più incontro ai centrocampisti.
Virtus che è sicuramente una delle squadre più in forma del campionato, del girone A di Serie C, perché viene da 3 vittorie consecutive, 4 vittorie esterne. È vero, la classifica lascia un po' a desiderare, come diceva Albino, ma 3 settimane fa era ancora peggio, perché era praticamente sul fondo della classifica. Sì. Invece poi 3 vittorie che hanno ridato sicuramente ossigeno alla formazione veronese. Rosso-blu diremmo, ma oggi non lo lascia intendere, vista la tenuta fluo. Proprio Virtus che manovra il pallone a centrocampo, c'è il pallone verso Tronchin, anticipato dall'opposizione di Galli, poi ancora dentro il pallone per Nalini, interviene la difesa dell'Lecco che prova a far partire forte Pinzauti, ma fa buona guardia la Virtus, che tiene anche una difesa abbastanza alta in questa fase in cui cerca Piacenza già in vantaggio. Intanto ci dice Fausto, comunque il primo gol di giornata arriva dal Piacenza contro la Pergolettese, quindi questo il primo risultato che si sblocca. Su YouTube ci scrivono: Daniele, saluta Ivan, hai ricambiato, Luca, sì. dai, assolutamente ci uniamo a questi cori, questi incitamenti per il Lecco, perché la possibilità c'è di terminare magari anche davanti a tutti al termine del 2022. Non è titolo d'inverno, perché quello è stato attribuito la scorsa settimana perché era l'ultima di andata, però di fatto varrebbe. Poi cominciare un girone di ritorno con un successo a fronte di un girone d'andata comunque fatto bene è sicuramente sinonimo di continuità e di compattezza, perché poi comunque lo vedi anche nelle formazioni, a parte poi quando ci sono gli infortuni e qualche squalifica, ormai l'ossatura della squadra è ben definita, quindi questo è un aspetto secondo me anche da valutare. È fattibile oggi, perché sarebbe sufficiente, è chiaro che io dico sufficiente, ma non è mai banale vincere, e magari con un pareggio della Feralbi con l'Albino Leffe potresti chiudere davanti, e significherebbe farti 2 settimane a fine dell'anno primo, Natale, Capodanno, pianificare un po' anche il mercato di gennaio in una maniera magari anche diversa. Per adesso lo sogniamo, vediamo se ci sarà possibilità. Bello il colpo d'occhio della Sud con tutti i bambini, i ragazzini. Vado a memoria, me li ricordo spesso e volentieri nei distinti, forse solo una volta me li ricordo in Curva Sud negli ultimi anni. No, ma poi proprio tanto c'è il calcio d'angolo per la Virtus con la Juve, bravo, sì, forse sì, l'anno scorso. No, calcio d'angolo affidato al destro di Lonardi, porta davanti tanti giocatori la Virtus. Vediamo se riesce a sventare questa minaccia. C'è un colpo di testa, attenzione, salva sulla linea Battistini, Zambataro. Poi ancora dentro il pallone, salvataggio ancora di Ilari di testa, attenzione ancora al tiro di Manfrin, la deviazione, la palla rimane in aria, non riesce solo in un secondo momento con l'intervento dell'arbitro. Grandi brividi. Ecco, con questa azione faccio vedere cosa sono capaci di fare, perché comunque da una generazione da generare tra virgolette un casino poteva uscire qualche problema sul pesante. Brividi a ripetizione qua nell'area del Lecco, mister, bisogna stare attenti perché loro da calcio piazzato possono generare una palla un po' buttata in mezzo, palla velenosa, questi 2 o 3 rimpalli che ci vuole anche un po' di fortuna nel non andare, perché prendere gol dopo 5 minuti sicuramente condiziona la partita, poi su una situazione così Zambataro e Ilari hanno salvato casuale. Di fatto sulla linea, ma attenzione, guarda come freggiano bene, ripartono bene, va sulla destra con Gomez e poi con Danti che viene steso. C'è calcio di punizione, ma erano riusciti ad andare via fraseggiando di prima. No, qui ci mandano il fallo, ma non ci fanno vedere il fallo di Ilari su Danti. L'azione di poco fa del calcio d'angolo, che 3 tocchi sono usciti dal limite dell'area, sono arrivati lì. Tutto di prima, tra l'altro. Ma anche prima, quando palleggiavano a centrocampo, giocano sempre a un tocco, 2 tocchi, palla a terra, cercano sempre il passaggio verticale. La stanno facendo bene questa inizio di partita. Calcio di punizione, sarà Lonardi a batterlo. Noi abbiamo sempre l'impressione di essere lì a vedere gli altri cosa fanno per aspettare, è un po' la cifra di questo non siamo noi che andiamo subito, nonostante giochi in casa, almeno è un po' una cosa che non noto solo oggi. Ma infatti guarda, io sono un fautore che quando forse poi probabilmente la vedo il calcio proprio da tifoso, che quando sei in casa uno deve entrare appena iniziato il primo minuto, continua a cominciare a martellare, perché questo è il mio modo un po' di vedere il calcio.
è normale che fosse conosciuto per essere un allenatore che un po' più attendista, diciamo. Esatto, però se vuoi, il vantaggio è che quando vai a giocare in trasferta giochi allo stesso modo, per cui non c'è una infatti si è visto in trasferta il Lecco a parte quelle 2 volte che ha preso l'imbarcata Vicenza Pordenone, però quando tu vai comunque in attacco in maniera poco incisiva e perdi il pallone, ti sei trovato con 3 tocchi praticamente quasi vicino alla tua area, quindi secondo me questa è una squadra da tenere da guardare, ma noi dobbiamo comunque sviluppare il nostro gioco, non possiamo dire se qua aspetto in casa mia, perché allora vuol dire che le lascio a loro il fatto di poter impostare la partita. Intanto qui Ilari ha tergiversato col pallone tra i piedi, Tronchini gli è andato in opposizione, i 2 si sono affrontati per qualche secondo, poi commette fallo Ilari, qui devi disfarti della palla. Ha sbagliato subito a non scaricare la palla, poi dopo girarsi in mezzo a 2 non è mai così semplice. Perché lo hanno preso in 2, Tronchin è un avversario, è un compagno che ha raddoppiato, ma tanto Tronchin anche lui molto abile nel palleggio, quindi diventa anche difficile. Calcio di punizione ancora Lonardi, dovrebbe essere lui a batterlo dalla lunghissima distanza, siamo circa poco meno di 30 metri dalla porta di Melgrati, vediamo se va dritto in porta, sì, ma la palla finisce direttamente tra le braccia dei bambini in curva sud e noi ci prendiamo il primo break di giornata. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport, 24 ore di emozioni blucelesti. Sei un piccolo artigiano, una piccola media impresa o una grande azienda? Il Bottegone è il fornitore giusto per esaudire ogni tua esigenza. Un ferramenta specializzato nella fornitura di utensileria industriale, bulloneria, fai da te e giardinaggio, pronto a soddisfare le tue necessità di beni e servizi. Bottegone per il sociale, in collaborazione con la cooperativa sociale Solidarietà. Da 35 anni è presente sul territorio di Galbiate e partner di clienti per l'assemblaggio e il confezionamento. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport, 24 ore di emozioni blucelesti. Rimessa laterale per la Virtus Verona, se ne sono andati 11 minuti di questo primo tempo, 0-0, una grande occasione multipla per la Virtus al 6° minuto da calcio d'angolo che ha portato a 3 tentativi di conclusione, il Lecco se l'è sempre cavata, un po' salvataggi sulla linea o davanti alla porta di Melgrati, attenzione, si porta il pallone Buso peccato perché era partito fondo, bene, sì. Proprio è stato quel 2 metri in più che la... Per adesso un po' la manovra del Lecco non si è vista. Attesa ripartenza. Non riescono a costruire bene dietro il giro palla, arrivare alle mezze. Guardalo qua. Liberissimo sulla destra, viene servito in questo momento da Fara che dà di prima per l'inserimento di Danti, ma c'è Enrici in netto anticipo. Però sull'attacco di Danti è costretto a mettere in fallo laterale, in zona d'attacco. Un po' addormentato. Sì, tempo, sì. No, era in netto anticipo. Dai, cioè. Si è giocata male qui Enrici, costretto a dare qui Zambataro non c'è fallo. È rischiato, sì, però, è rischiato. Altra rimessa laterale in zona offensiva per la Virtus, che sta un po' mettendo in difficoltà in questa fase iniziale il Lecco, la rimessa lunghissima di Daffara, poi Manfrin cerca di aprire, c'è l'anticipo di Buso, Pinzauti, messo giù, calcio di punizione per il Lecco. Ecco, però la punta nostra deve arrivare lì, spalle alla porta, a prendere il pallone. E che però Pinzauti è sempre costretto a giocare spalle alla porta, sempre. 70 metri di campo indietro. Dopo però arriva un momento che uno poi si sfinisce perché avanti andrei. Unico riferimento là davanti della manovra d'attacco del Lecco, diventa veramente molto difficile. Abbiamo detto delle assenze, naturalmente quella di Eusepi arcinota per la squalifica, si unisce quella di Giudici per squalifica. Poi loro hanno fuori anche Alfredson, anche Fabbro. Sì. Anche Fabbro. Sì. Fabbro che comunque è un attaccante sicuramente molto pericoloso, oggi probabilmente infortunato. O infortunato o un malanno dell'ultima ora perché era dato comunque tra i convocati. Ecco che riparte da Melgrati, Virtus che non va proprio in pressione subito, ma poi quando attacca porta veramente tanti uomini davanti, quindi partecipano alla manovra offensiva in tanti giocatori. Lecco che invece davanti è un po' più isolato, no? Pinzauti, Buso e poi pochi altri. Galli. Fino a questo momento sta cercando veramente di contenere. Sì, come gioco stanno giocando meglio loro. No, assolutamente, la fanno loro la partita, questo è.
forse era anche abbastanza prevedibile, però mi aspettavo un Lecco un po' meno attendista, un po' più, e invece mi sembra il Lecco del secondo tempo di Vercelli, che non so se ti ricordi. Beh, siamo sul quarto d'ora, ti c'è riporta, poco movimento senza palla, vedi, sono tutti sempre abbastanza, vedi chi ha la palla, gli altri sono tutti abbastanza mentre il primo fermi. tempo di Vercelli mi aveva convinto, il secondo no. Questa prima fase mi ricorda un po' quella frazione di gioco. Sei quasi sempre costretto a fare la giocata come adesso, un lancio, perché non hai nessuno che viene giocata incontro. difficoltosa, cambio di gioco. A differenza di loro che si muovono tanto senza palla e hanno sempre comunque degli appoggi per muoverla. Assolutamente, qua Lecco che è stato costretto a un altro cambio gioco di 40 metri sull'Epore impreciso, perché poi si alza anche il livello di difficoltà, non è che qui puoi fare qualcosa in più. Girelli cerca di dialogare con un Lepore, poi Girelli porta palla, scende forte a destra, dentro bene il pallone per Buso, leggermente lungo, e palla che sfila sul fondo. Questa poteva essere una discreta occasione per il Lecco. Sì, un po' troppo forzata, un passaggio che andava dato un po' più lento, così l'ha proprio messo in condizione. Poi il portiere è stato bravo, l'ha fatta sfilare, ci voleva qualche metro più di campo, allora sì, ma lì erano troppo vicini alla linea di fondo. L'idea era giusta. Girelli può essere un giocatore che in questa partita può spaccare un pochino gli equilibri con queste sue discese, questi suoi strappi. E lui ha tiro, ha inserimento rispetto sicuramente a Galli, a Ilari, è quello che comunque ha più fisicità anche per andare a supportare l'attacco, e anche come caratteristiche, anche se Ilari sicuramente può farlo benissimo, forse anche con più qualità rispetto a Girelli. Allora, intanto Roberto Bario, buongiorno a tutti, ciao Ivan, ti saluta. Sì, ciao Roberto. Salutiamo Roberto. Calcio e videogiochi, football e videogames, non sappiamo chi sia, forza Lecco, naturalmente ci uniamo anche noi. 16 minuti di questa partita che la Virtus ha approcciato meglio del Lecco, Virtus che cerca di fare la partita, intanto gol, questo che ci interessa comunque ai fini di classifica, del Vicenza in vantaggio sulla Pro Sesto, e questo è un gol pesantissimo anche in ottica classifica. Attenzione perché va bene il sinistro, la parata di Melgrati che ci mette i guanti, mette in angolo dalla lunga distanza di Lonardi, se non ho visto male. Tutto è partito da una palla che sembrava buttata lì, invece l'hanno messa sulla testa uno e sono arrivati al punto di arrivare al limite dell'area e tirare. Ecco, anche se non fanno un gioco spumeggiante, però è già la terza o quarta volta che ci mettono in difficoltà. Dovremmo farlo anche noi, però, perché se attendiamo a loro vanno avanti a giocare impassibili, perché comunque devo dire che arrivano abbastanza bene al limite. Arrivano con facilità, arrivano bene. Ecco, non sembrava un tiro irresistibile, però Melgrati ha dovuto metterci i guanti in angolo perché non si è fidato in una presa, forse non l'ha vista partire subito. Sì, esatto. Calcio d'angolo per la Virtus, allora seguiamo lo spiovente in area, allontana Battistini, poi il colpo di testa di Buso, sempre però palla nei piedi dei giocatori della Virtus. Danti vicino alla bandierina destra, cerca l'1-2 e lo trova con Nalini dentro il pallone, attenzione, la grande parata ancora sul tiro di Cella da parte di Melgrati, come arrivano a calciare con facilità i giocatori della Virtus, grande occasione ancora. Qui sono stati bravi. Bravi. È stato bravo anche Melgrati, perché comunque lo scambio lì è stato uno scambio, io li chiamo da categoria superiore. Vai di prima, ha chiuso il triangolo. Qualche pallino ce l'hanno in mano loro, non riusciamo a superare comunque su uno sbaglio loro dobbiamo ripartire. Però non lo so, vediamo, palla lunga per l'Epore, in vantaggio il portiere della Virtus che mette in rimessa laterale Giacomel. Dall'altra parte poco fa Melgrati decisivo per la seconda volta in questa partita. Ecco che ora rimane lì sulla destra, ma si chiudono gli spazi della Virtus, allora si ricomincia con Enrici, adesso tutti dietro la linea del pallone i giocatori veneti. Niente, proviamo questo lancio, Zambataro sbaglia, attenzione perché qua rischiamo di prendere contropiede, ci mette una pezza. Abbiamo visto chi era? Forse Galli. Galli, no? Sì, forse Galli che recupera il pallone, poi scende Zeliak a destra. Dai.
ha un po' di campo, allarga per l'Epore, si chiude ancora, però si chiudono le due linee della Virtus, cross lunghissimo direttamente per Giaconel. Difficile. La qualità della manovra fino adesso della Virtus, che sta facendo la differenza. Recupera Zambataro, ma è solo lì a sinistra. Dove va? Va a infopparsi in una zona in cui riesce a chiuderlo da Fara. Ancora Virtus che allontana, Pinzauti recupera il pallone da solo al limite dell'area, lo chiudono in 3. Qui non riesce a prendere il calcio di punizione, che sarebbe stato sicuramente una buona opportunità, anche se non c'è giudice. Poi vedi, devo dire che Pinzauti quando c'è da andare a sportellati non si tira indietro, però lì è da solo completamente, 3 giocatori loro che lo circondavano. Dai, ancora Lecco con Ilari, zona tiro col sinistro, rimpallato da un giocatore davanti a sé, non riesce proprio a far partire il tiro. Ha fatto un tocco in più, un controllo in più. Sì. Però c'è da dire che la cosa positiva è che Lecco si sta un po' scuotendo, speriamo, dai. Limite dell'area, Ilari anticipato ancora, Danti non riesce a partire perché c'è l'ottimo intervento da parte di Enrici. Zambataro calcia col destro, deviazione di un difensore che un po' pretenzioso. Seconda palla sempre per la Virtus. Danti mette in movimento Lonardi, Nalini, ancora Danti, si trovano a occhi chiusi 2, bella la palla allargata sulla destra, lasciamo le autostrade dove c'è il numero 21 Gomez, entrano in area, Danti che davvero ovunque cerca il calcio d'angolo, Enrici lo chiude bene, evita anche il corner il numero 5 blu celeste, che poi allontana palla su Pinzauti che viene travolto. Qui c'è giallo per Faedo, fallo su Buso, sono andati in 2. Faedo dovrebbe alzarsi ora e dovrebbe essere ammonito, suppongo, l'arbitro ha in mano il cartellino. Dunque il primo ammonito della partita è proprio Carlo Faedo, classe 99, difensore centrale. Lancio lungo di Enrici e poi va a travolgere Buso. Piede sul petto. Dunque niente da eccepire su questa decisione del direttore di gara, che è il signor Pacella di Roma 2. Gioco fermo, ci prendiamo ancora un break, torniamo subito. In un anno pieno di incertezze e paure, noi di Sant'Egidio siamo sempre rimasti al fianco di chi non ce la fa, vicini a chi è costretto a lasciare la propria casa, in aiuto di chi ogni giorno lotta contro la povertà. E anche quest'anno, grazie al tuo aiuto, doneremo un pasto caldo a chi ha più bisogno di amore. Regala il pranzo di Natale a chi è più povero e fragile. Fallo per lui, per lei, per loro. Dona ora al 45586. Grazie a te sarà davvero Natale per tutti. Rientriamo, il gioco era fermo, si è ricominciato a giocare con un calcio di punizione in favore della Virtus di Verona, che sta mettendo sul piatto tutta la sua qualità, e non è poca, soprattutto a livello di manovra. Lecco fa più fatica. San Giuliano intanto in vantaggio, altro gol che arriva in questa domenica di venerdì, passata in questa giornata che si gioca di venerdì, con il vantaggio dunque della San Giuliano a Mantova. Virtus Verona sulla tre quarti, Lecco è piazzato dietro ma non riesce la Virtus, che però è sempre prima su queste seconde palle, sui rimpalli, molta più reattività da parte dei giocatori veneti rispetto ai blucelesti, sembra un po' immobile. Girelli prova a mettere in moto, Buso prova a partire, viene chiuso, copre bene in campo le due zone del campo la Virtus fino a questo punto. Sì. Hanno qualcosa in più, sia a livello di palleggio, a livello ma anche di idee, cioè vedi che hanno sempre un giocatore che va a prendere palla, anche quando vedi cercano sempre anche di mettere palla negli spazi e lo occupano meglio il campo rispetto a noi. Noi ci stiamo un po' affidando a qualche palla recuperata e a qualche ripartenza, però subito come in questo caso stiamo facendo la partita da squadra che in casa vuole vincere, soprattutto da squadra seconda in classifica. Pinzauti ha detto che è il terzo fallo che fa il 27, che è quello che è stato ammonito, allora questa può essere una chiave della partita, perché continuano a lanciare lungo, a scavalcare il centrocampo i difensori del Lecco, a cercare Pinzauti. Faedo lo prende praticamente sempre lui, spesso e volentieri ha commesso fallo, è ammonito. Vedremo un po' come proseguirà questa vicenda personale, ma
però è un po' poco, come dicevi tu mister, stiamo cercando sempre questa soluzione. Vedi il passaggino, non troviamo linee di passaggio pulite, in questo caso bello il velo, ma poi c'è anticipo su Buso? No, tocco di Buso che era andato a anticipare Luicella, rimessa laterale per la Virtus, siamo poco prima della panchina del Lecco verso la nord, per farvi capire, riparte con una rimessa lunghissima di Daffara, la Virtus interviene bene e riparte Zeliak, però non ci sono giocatori liberi, Zeliak pallaccia lunga verso Buso, qua Zeliak fa vedere insomma i suoi pro e i suoi contro, no? Tempismo, generosità, riparte, poi però l'idea era anche giusta, e che rimane una palla che la realizzazione che è un po' più levigato di quello di Zeliak, però vabbè. 25 minuti ormai sul cronometro, sempre 0-0, la Virtus ha avuto le più grandi occasioni di questa partita, almeno 2, anzi forse 3, perché gran sinistro di Lonardi parato da Melgrati, scambio da Antinalini con la conclusione di Cella, parata lì cuore dell'area sulla destra, parata anche lì di Melgrati a chiudere sul primo palo, ma poi poco prima c'era stato anche un calcio d'angolo che aveva portato 3 tentativi di conclusione della Virtus. Certo non erano arrivati praticamente in porta, se non in un'occasione con il salvataggio di Zambataro quasi sulla linea. Il Lecco però d'altra parte non ha mai tirato in porta, quindi c'è un netto predominio a livello di occasioni da questo punto di vista della Virtus, mentre noi qui riceviamo le immagini del collega della visita del ministro Salvini in questo momento alla Lecco Ballabio, bloccata dalla Francia. Nota di colore. Lecco che manovra con i difensori, ma veramente fa fatica subito la prima impostazione. Sì. Vedi, loro comunque sono sempre abbastanza bravi a chiudere le linee di passaggio. Ora ci prova qui Buso, mette giù il pallone, volevano un tocco di mano i giocatori della Virtus, non ha ravvisato, ma c'è rimessa laterale in favore del Lecco. Zambataro si lamenta perché non trova movimento da parte dei compagni, allora va da Buso che esce fuori in appoggio, però ricomincia ancora da Battistini, lancio lungo per Zambataro a sinistra, la mette giù bene il 23 del Lecco, Ilari tocca uno dei pochi palloni finora della sua partita, mette dentro un cross, ma troppo su Giacomel, che non ha assolutamente problemi a farla sua. Sono i cross come quelli che facciamo dalla destra, sono i cross da 3/4 campo, un portiere... Tanto Trento è finta 2-1 con la Juve. Portiere sempre avvantaggiato. E allora 26esimo, scende un po' il ritmo anche della Virtus, ma che fa vedere che è capace di fiammate, perché dialogando spesso alla terra, spesso da Evai, spesso di prima, con qualità, può arrivare dalle parti di Melgrati e creare pericoli. Il Lecco per adesso invece fa veramente fatica. Poi noto che comunque cercano sempre di fare anche la giocata più semplice, il giocatore più vicino, e ne sbagliano comunque anche pochi di passaggi. No, hanno una buonissima qualità di manovra. Noi Girelli, abbiamo questo, noi ripartiamo. Ripartiamo qui, però sfortunato, Girelli anticipato, poi la Virtus non butta mai via il pallone, riesce a dialogare bene anche nello stretto, in una selva di gambe blu celesti, ne esce fuori. Non la porti via. Non la porti veramente mai via. E allora ricomincia con Faedo, che porta il pallone, trova Lonardi, lo scambio con un compagno, ancora l'apertura a sinistra dove c'è Manfrin, affrontato da Lepore, che guadagna rimessa laterale qui, bravo. Quantomeno il Lecco che prova ora a costruire, sfumata l'occasione, l'azione di poco fa della Virtus, però non ci sono spazi, allora si ricomincia sempre, ogni volta puntualmente da dietro, e così diventa veramente difficile poter creare poi situazioni di pericolo, perché la Virtus è, come in questo momento, in questo caso tutta dietro la linea del pallone, ma pronta a ripartire con parecchi uomini. Qui il Lecco butta via il pallone, una pessima scelta giocata di Buso che restituisce un pallone troppo lungo per Lepore. È sbagliato, però il campo è una situazione no, il campo pessima, non si può vedere, non capisco veramente perché. È già qualche settimana che è in condizioni precarie e direi peggiorato anche rispetto alle ultime settimane. Mentre attenzione, no, c'è fallo commesso in attacco dal Lecco, allora da Buso ci prendiamo un piccolo break ancora.
www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Lecco in attacco, ma è sfumato poco fa, tentativo di cross, ci riprova ora Lepore nel cuore dell'area di rigore, allontana la Virtus, vediamo se riusciamo a tenerla lì. No, quando mai, riparte ancora la Virtus. Attenzione, Tronchin, bravo Zeliak che intercetta il pallone, pericoloso perché era diretto verso le punte. Galli sbaglia l'appoggio, poi però ancora Zeliak ci mette una pezza in là, si apre, possibile a sinistra Pinzauti, invece va da destra Girelli, colto in controtempo. E allora Faedo riesce a far ripartire Tronchin. Ancora pallone nel cerchio di centrocampo, Danti si gira, studia le soluzioni, vorrebbe andare a destra da Gomez, invece rimane lì, riapre ancora a sinistra dove c'è Manfrin, ancora Danti, lo scambio tra i due. Ortapalla va con l'esterno a cercare Nalini, ma c'è l'anticipo della difesa del Lecco. Il Vicenza sta mettendo una seria ipoteca sul finire questo girone di andata è già finito, ma questo 2022 nel migliore dei modi, perché ha segnato ancora sbloccato 2-0. Dunque vado a vedere, qua non è aggiornata, dovrebbe essere a 37 il Vicenza, giusto? Sì. Esatto. 37 Vicenza, 36 Feralpi, Pordenone 36, Prosesto e Lecco 35. In questo momento Lecco inizierebbe a restare un po' più indietro, a 35, al quinto posto, ma c'è ancora tanta partita, mezz'ora. Il cross di Lepore con il mancino, ma sempre su Giacomel. Ma questi cross sul portiere così a cosa servono? A nulla. A nulla. Pareggio della Pergolettese intanto con il Piacenza. Palla sempre tra i piedi dei giocatori della Virtus, che fanno un po' quello che vogliono quando il pallone, gestiscono le operazioni un po' a proprio piacimento. 31esimo, lancio lungo a cercare Nalini, l'anticipo della difesa del Lecco, poi Zeliak deve mettere giù un pallone un po' complesso, Girelli, Pinzauti, buona il primo controllo, poi però come al solito deve fare la guerra contro tre, cade, perde il pallone, lo ha recuperato Ilari qualche metro più dietro, e poi ancora fallaccio qui di Daffara su Buso. Attenzione perché tra l'altro continua a parlare il 27, Faedo, sì. Però c'è questo. Vediamo, lancio di Ilari. Qui ci stava anche il giallo, è una pedata sul fianco. Questo ci stava anche il giallo. E Buso finisce a terra, l'arbitro non. La palla non l'ha vista. No, è andato secco sull'uomo. Abbiamo visto le proteste vibranti di Foschi dalla panchina del Lecco, ma in questo caso Pacella non ha tirato fuori il giallo. Faedo comunque continua a protestare, hai ragione tu Ivan, io lo vedo molto a rischio Faedo in questa partita. Perché aveva stata anche una reazione dell'arbitro che l'ha parlato, è tornato indietro e gli ha detto qualcosa, quindi vuol dire che alla prossima fallo secondo me rischia questo. Sì. L'unico, perché per il resto insomma non mi sembra di poter dire giocatori della Virtus fino a questo momento, anche perché hanno sempre il comando delle operazioni, quindi veramente un po' nervosismo gratuito da parte di Faedo, ma ce lo prendiamo volentieri perché sta rischiando. Porta palla da Fara, poi sbaglia per la prima volta. Esatto, il primo errore che fa. Fanno al 32esimo un appoggio, riesce a intercettarlo Galli, a far ripartire il Lecco con Girelli sulla destra, si allarga Lepore, ma non c'è mai grande abbrivio nell'azione del Lecco perché consente con lentezza alla Virtus di piazzarsi là dietro, di chiudere tutti gli spazi. Si sente che di là manca giudice. Sì, l'unico che può prendere, puntare l'uomo, andare magari sul fondo. Buso, lo scambio qui con Zeliak, poi Lepore ancora. Ed è giù un pallone complicato, avrebbe un appoggio dietro proprio a Zeliak, ma prova ad andare, salta l'uomo, punta il fondo, Lepore la finta, poi dà un buon pallone a Girelli, poi Girelli fa una cavolata perché invece di tirare cerca l'appoggio per un compagno che andava a Buso forse verso il fondo. Tra l'altro era completamente libero, poteva anche girarsi, anche volendo prendere, guardare e tirare. Tra l'altro lui ha il tiro, quindi certo. Attenzione dall'altra parte, Danti mette giù un pallone difficile, si gira, cerca Nalini con lo sguardo e gli dà un pallone fantastico. Mamma mia, perché ha sbagliato, anzi era Gomez
Gomez. Hai visto come sono arrivati lì? Ha sbagliato lo stop. Sono mai dolori, riesce Melgrati ad anticiparlo in uscita, ma veramente la facilità di calcio, soprattutto di Danti, come mette davanti alla porta i compagni, è strepitosa. Prosesto che accorcia, non ci sta la Prosesto con il Vicenza, 2-1, partita ancora viva al Breda. E intanto calcio di punizione in favore della Virtus, lo batterà Lonardi. Non ci sono altri gol invece per quanto riguarda questa 19ª giornata che cambiano, oltre a quelli che ci ha detto fino a poco fa Fausto. Attenzione al tiro di Nalini che non va lontano dal palo. E tra l'altro poteva non vederlo il Melgrati l'azione, perché comunque c'era il coperto da nuovo, è molto pericoloso come tiro. Dal limite dell'area il mancino di Lonardi sul primo palo a chiudere, Melgrati la lascia sfilare, ma loro nel palleggio del dribbling anche al limite dell'area ci provano sempre. Questo è. Ecco che si affida sempre a questi lanci lunghi. Zambataro ora la mette giù da Buso, ma Buso preso a spallate da Faedo che ha buon gioco, poi Buso ritorna, Zambataro riesce a servire per poco Pinzauti in area che cade e viene sempre un po' per terra. Non possiamo basare una partita che comunque possiamo in un campionato che possiamo avere ambizioni, perché poi anche lì quando le vinciamo ci sentiamo dire non conosco i limiti di questa squadra. Allora se sei consapevole, se sei praticamente salvo, te la vuoi giocare, devi anche importi cercare di fare qualcosa in più. Cioè noi arriviamo a avere delle non occasioni da reti, ma al limite dell'area, con delle giocate che escono in maniera anche un po' tra virgolette casuale sugli errori loro. È difficile che secondo me, poi ci sta tutto nel calcio che non è una scienza esatta, però comunque loro sono andati in maniera pulita 3 volte vicino al gol. Diciamo che loro giocano a calcio. Certo. E lo fanno anche bene. Infatti. E quando giochi a calcio è ovvio che mister, tu ce lo puoi confermare, è più facile costruire occasioni da gol. Adesso stavo guardando noi dobbiamo sempre aspettare un po'. Nalini che era Salernitana, Crotone, Vicenza. Tensione al destro, deviazione, poi ci mette i guantoni Melgrati, non era un tiro irresistibile, se non ho visto chi Lonardi forse aveva provato. Il giocatore che dicevamo prima. Nalini. No, ma Nalini è un giocatore che se non vado a memoria ci ha già fatto male anche l'anno scorso, quindi conosciamo bene, ma là davanti grandi doti tecniche, Gomez, Danti, Nalini, giocatori brevilini, molto tecnici, rapidi, che Lecco sta sicuramente patendo in questo primo tempo. Tanto Nalini proprio va a far pressing furiosamente su Melgrati e sui difensori del Lecco che cercano di impostare. Esce Zeliak, appoggia su Girelli a destra, lo scambio tra i due, non c'è pressione ora del Verona, allora Lecco che prova ma è sempre lì, guadagna pochissimi metri alla volta, si resta in orizzontale, Galli prova a fare ordine lui, ancora Zeliak a destra, vince un primo dribbling, appoggia corto su Ilari che adesso cerca tra le linee Zambataro, ancora si torna indietro da Ilari, dall'altra parte il tentativo di mettere in moto Buso sbagliato, riparte forte Tronchin affrontato da dietro che si va a prendere il giallo Lepore per forza, per fallo tattico perché rischiavamo un'imbarcata. Lepore su Tronchin, primo ammonito nelle file del Lecco, Franco Lepore. Feralpi e Novara in vantaggio 1-1. Ah, ok. Perché Feralpi gioca con l'Albino Leffe. Feralpi in vantaggio con l'Albino Leffe, anche questa è una partita naturalmente molto importante ai fini di classifica. Intanto arrivano le foto dallo stadio del nostro Matteo Bonacina. Attenzione allo schema da calcio piazzato della Virtus, qui un po' pretenzioso, allontana la difesa del Lecco che non riesce però come al solito a ripartire. Ci prendiamo un break. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio.
Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggiono, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 39esimo si riprendiamo la linea con un calcio di punizione per il Lecco dai 40 metri, un fallo su Buso, sì, gli va a saltare in testa a uno dei difensori centrali, non so se forse ancora Faedo, sì, che si sta prendendo dei bei rischi, io Faedo vista alla fine del primo tempo, questo no, non era non era da giallo, fallo che ci sta, dice scontro di gioco abbastanza classico. Lì voleva battere calcio di punizione, ma come li batti a male a cercare la punta, ma non sortisce nessun effetto. Buso poi con lentezza all'indietro Battistini, anzi Ricci per Melgrati, però veramente non c'è, siamo fermi, cioè Lecco è completamente fermo, 40 minuti di gioco, 0-0, Lecco fermo, diventa sempre anche difficile per Melgrati, va a battere lungo il pallone sui lari, poi Buso, e poi però i difensori della Virtus hanno buon gioco e riescono in qualche modo a far ripartire la propria azione. Lancio preciso per Danti che cerca di metterlo giù, giocata però complicata per evitare l'out, e allora ha buon gioco in questo caso invece la difesa del Lecco. Non un bel primo tempo, va detto, ravvivato solo da qualche giocata di qualità della Virtus. Lecco per il resto, Ivan, uno dei peggiori Lecco di questa stagione. Sì. Speriamo comunque confido che nel secondo tempo possa magari anche cambiare un po' impostazione della partita, perché se pensi di entrare in campo nel secondo tempo così vuol dire anche che rischi anche di perdere. Sì, perché questo è il discorso. Le occasioni molto grosse comunque anche le ha avute la Virtus, almeno in 3 diverse situazioni. Lecco invece che non ne ha avuto, attenzione perché entra dentro in area la Virtus qui con Nalini che viene accompagnato sul fondo, raddoppiato da Lepore e da Battistini. Siamo stati bravi a non far fallo e siamo stati bravi a non farlo crossare, quindi sì, perché poi talmente brevidini questi giocatori della Virtus che rischiano sempre di farci male. Però cioè, tu se inizi fai anche la proposizione, ma perché attenzione, non riusciamo neanche a fare, perché poi io sono andato a rivedermi un po' le immagini durante il campionato, ci sono delle partite che tu vai sempre con questo cross da 30 metri, va bene, però oggi per esempio non vediamo neanche quelli. No, assolutamente, oggi Lecco fa veramente molta fatica, che sicuramente un po' è dovuto alla bravura, no, della Virtus, dall'altra comunque sembra un Lecco che patisce molto l'assenza di giudici, questo va detto, no? Perché forse è uno dei pochi, come dici tu mister, in grado di garantire un cambio di passo sulla destra, puntare l'uomo, andare sul fondo. È quello che un po' sta male, perché di qua Zambataro non ha mai spinto, di là Lepore non è proprio nelle sue caratteristiche magari, ma no? tutti da troppo lontano, sono cross, ha fatto dei passaggi al portiere alla fine, perché non abbiamo neanche poi dei giocatori davanti che possono andare su queste palle così da essere poi determinanti. In mezzo stiamo coprendo bene il passaggio, sicuramente li abbiamo un po' limitati andando più gli spazi, per loro poi alla fine dopo quelle 2 o 3 situazioni all'inizio non hanno più fatto niente. No, però poi dopo stanno mancando secondo me un po' il lavoro delle mezze, sia Ilari che Girelli dovrebbero essere quelli che vanno un attimino un po' più a farsi dare palla e a cercare di andare a supportare le punte, altrimenti non riesco a capire come possiamo fare a scardinare una difesa che comunque tutto sommato ha difeso bene, non ci ha mai concesso un tiro, non ci ha mai concesso un'occasione. Assolutamente. Le nostre punte sono marcate bene, se le 2 mezze non riescono a trovare qualche sprazzo, qualche situazione, vedo una partita molto bloccata. Assolutamente, mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, intanto chiedo a Fausto di farci
farvi vedere la foto di squadra quest'oggi a Riga Monticepi. La vedete con la maglia celebrativa che vi dicevo non incontra il mio gusto personale, ma sono i miei gusti. Diteci magari voi nei commenti se vi piace o no, con questo richiamo un po', se vogliamo, alla tradizione iniziale della Canottieri, con il blu celeste per righe orizzontali. Vicenza 3-1 sulla Pro Sesto in questo momento, quindi Vicenza, che lo abbiamo detto tante volte, intanto Cella si è rialzato, è rientrato in campo dopo essere stato 2 minuti fuori per infortunio, probabilmente la squadra più attrezzata del campionato, certo. Vicenza, quindi forse in questo momento sta per accingersi a fare un po' la lepre nella seconda parte di campionato. Vediamo se succederà o meno. Lecco che deve provare a rimanere lì perché ormai è lì in classifica, però oggi a vedere questa partita si direbbe che la Virtus è la squadra di seconda in classifica e il Lecco un outsider. Sì, invece per qualità di gioco sicuramente. Invece è il contrario, ma non lo stiamo vedendo finora. Galli prova col mancino lungo a mettere in movimento Lepore, anzi Buso, no Lepore sì, che riesce a evitare l'out, mette Girelli in movimento in verticale con un pallone però sempre un po' impreciso. Rimane ancora lì con Lepore sulla destra, dentro il pallone, pinzout anticipato da Faedo che in qualche modo se la cava, la palla rimane lì a Girelli, c'è l'anticipo ottimo da parte di Munaretti su di lui. Vicenza però in 10, attenzione, Fausto che segue con grande interesse la partita tra Pro Sesto e Vicenza. 3-1 per il Vicenza, ma costretto a giocare almeno tutto il secondo tempo in 10, più questo spezzone di recupero di fine primo tempo. Enrici sull'attacco di un avversario riesce a trovare in profondità, qui scivola e pesta le mani sul campo Galli, se non ho visto male, sul pessimo campo del Riga Monticepi quest'oggi. Lancio lungo, ancora un minuto di recupero, quindi 60 secondi al termine di questo primo tempo. Rincorre il pallone Lepore. Vediamo se Lecco quantomeno è scesa un po' però negli ultimi minuti la pressione della Virtus, mister. Sì, non hanno più fatto niente poi di fatto, no, nell'ultimo quarto d'ora di questo possesso che arriva praticamente fino alla 3/4 campo. Noi dietro comunque abbiamo rischiato proprio poco all'inizio adesso però Lecco abbiamo preso un po' le misure. È logico che per vincere la partita devi fare qualcosa in più, devi fare qualcosa in più, assolutamente. Intanto qui cosa c'è? Gioco fermo, mi sa che su questa decisione arbitrale non ho visto. Finirà il primo tempo perché ormai 10 secondi non c'è più tempo. Peccato che siamo ancora 0-0, ma sempre forza Lecco Davide, assolutamente. Però un brutto primo tempo del Lecco, questo lo dobbiamo riconoscere. Messo in difficoltà all'inizio dalla Virtus e poi un po' prigioniero di se stesso, no? Di questa manovra che fa fatica ad arrivare verso la porta avversaria e quindi a creare occasioni per sbloccare il risultato. Finisce il primo tempo 0-0 come detto, una partita da 0-0 fino adesso, anche se poi la Virtus avrebbe potuto tranquillamente sbloccarla all'inizio. Fausto tra poco ci collega con Albino dallo stadio, andremo a chiedere anche a lui come hanno visto a Riga Monticepi questo primo tempo. Francamente vediamo se Fausto ci collega con Albino. Rientrano le squadre negli spogliatoi, Lecco che non ha tirato in porta in questi primi 45 minuti. Questo è un grosso problema, perché poi puoi fare tutte le partite difensive che vuoi, no, ma tiri nello specchio. No, nello specchio niente, ma neanche sto fuori, guardando neanche fuori. No, mai concluso. È la prima volta forse che calci d'angolo. No, calci d'angolo forse. Albino, mi senti? Sì, ti sento benissimo, Stefano. Stavamo commentando qui con lo studio con Ivan e Giulio un primo tempo pessimo del Lecco, perché prevalentemente difensivo, ha rischiato all'inizio di prendere gol, poi ha evitato i rischi, però non ha mai concluso in porta, tiro in porta e neanche verso la porta. 0-0. È la prima volta forse quest'anno che mi ricordo un primo tempo senza. Sì, ma al di là delle statistiche, Stefano, questo è un fatto diverso, è contingente al discorso della formazione che ha messo in campo. A noi manca un uomo, se avete notato, a centrocampo, no? Se non ti metti 4-4-2 questa partita la puoi perdere. Devi mettere Zambon, ma è una cosa evidente. Non bisogna essere allergici a voler cambiare una volta schieramento, no.
Certo, no, che dici... ma si vede a occhio nudo, noi siamo sempre in minoranza a centrocampo e ci prendono sempre i contrappassi. No, anche perché loro sono molto abili a manovrare nel palleggio, poi sono bravi, no? Però dico, se tu adesso hai Zambon, a parte io vorrei aprire una polemica anche su Rossi, che non so, ci sembra che quando entra in spogliatoio lui non lo vede neanche entrare, non lo vede proprio, ma anche qua arriviamo a fare delle cose diverse, le partite vanno cambiate anche in corso dopo, se lo schieramento che hai messo non è esattamente quello che rende, devi correggerlo. Certo, assolutamente, perché poi la partita è andata in maniera diversa rispetto a quelle che potevano essere. Allora, con Zambon Zuccon, noi la pareggiamo dal punto di vista della disposizione sul campo. Ma se tu non vuoi mai cambiare disposizione del campo, allora va bene, allora è sempre lo stesso schieramento, sempre qualsiasi partita, sempre lo stesso. No, assolutamente, anche perché poi oggi sono confermate un po' quelle difficoltà che questa squadra ha sicuramente, no, nel proprio DNA, di arrivare a costruire occasioni nitide, però quest'oggi veramente grosse difficoltà, quindi questa partita, come dici tu, continuando così rischi di perdere. Certo, perché non avendo i giudici che crea anche la superiorità numerica sulla fascia, proprio se tu metti uno fresco come Zambon, che comunque è uno che ti dà fastidio, che ha dribbling, che comunque vede anche il gioco, riesci a portarla a casa, ma è così difficile, io non lo so, perché poi sembriamo, noi che siamo fisici, noi guardiamo le cose che a caso, se l'Ecco ha la formazione giusta e l'espressione di gioco giusto, lo diciamo, ma dobbiamo dire anche il contrario. No, assolutamente, siamo d'accordo con te. Vedremo il secondo tempo, dai Albino, se ci saranno cambi finalmente da parte di Foschi, provare a fare qualcosa in più, basterebbe poco, mi viene da dire, perché non abbiamo fatto niente, quindi da questo punto di vista. Va bene, a più tardi Albino. A più tardi rientriamo, ci prendiamo la break un po'. Il compenso del tuo amministratore di condominio ti sembra elevato? Il rendiconto non è chiaro e trovi sempre dei costi che non ti convincono? Non riesci a contattarlo per gli interventi urgenti che vengono eseguiti solo dopo ripetuti solleciti? Se il tuo condominio non è gestito come vorresti e hai deciso di cambiare l'amministratore, puoi farlo subito. Con Media Progea SNC, società leader nel settore dell'amministrazione condominiale. I titolari Chiara Benegiamo e Domenico Dulisse operano nel settore con metodologie consolidate e vincenti da oltre 30 anni e sono a tua disposizione per un preventivo o una consulenza gratuita. Ecco 3 buoni motivi per sceglierci. 1. Convenienza. La forma all inclusive ti assicura un costo fisso annuale comprensivo di tutte le spese, senza sorprese a fine anno. 2. Reperibilità. Il tuo amministratore condominiale è sempre disponibile e rintracciabile in caso di emergenza. 3. Trasparenza. Il fascicolo di rendicontazione annuale ti mostrerà lo stato economico del condominio e quello di sicurezza degli impianti. Se vuoi un amministratore di condominio sempre al tuo fianco, chiama il numero 0341 35 36 46, spedisci una mail a info@mediaprogea.it o visita il sito www.mediaprogea.it. Ti aspettiamo nella nostra sede a Lecco in via Montanara 18. Media Progea, l'amministrazione condominiale come non l'hai mai vista prima. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blu-celesti. Sei un piccolo artigiano, una piccola media impresa o una grande azienda? Il Bottegone è il fornitore giusto per esaudire ogni tua esigenza. Un ferramenta specializzato nella fornitura di utensileria industriale, bulloneria, fai da te e giardinaggio, pronto a soddisfare le tue necessità di beni e servizi. Bottegone per il sociale, in collaborazione con la cooperativa sociale Solidarietà. Da 35 anni è presente sul territorio di Galbiate e partner di clienti per l'assemblaggio e il confezionamento. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blu-celesti. In un anno pieno di incertezze e paure, noi di Sant'Egidio siamo sempre rimasti al fianco di chi non ce la fa, vicini a chi è costretto a lasciare la propria casa, in aiuto di chi ogni giorno lotta contro la povertà.
E anche quest'anno, grazie al tuo aiuto, doneremo un pasto caldo a chi ha più bisogno di amore. Regala il pranzo di Natale a chi è più povero e fragile. Fallo per lui, per lei, per loro. Dona ora al 45586. Grazie a te sarà davvero Natale per tutti. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Buon pomeriggio dalla redazione. Sale a 3 morti e 3 feriti, dei quali 2 in gravi condizioni, il bilancio della sparatoria avvenuta nel centro di Parigi. La polizia ha fermato un uomo di 69 anni, un pensionato della compagnia ferroviaria nazionale che ha precedenti giudiziari. Era già stato indagato lo scorso anno per tentato omicidio dopo aver attaccato un campo migranti di Parigi armato di una sciabola. Il rischio di uno scontro tra Russia e Stati Uniti è alto. È questo l'avvertimento lanciato dall'ambasciatore russo a Washington, che aggiunge: le relazioni tra le due potenze sono in un'era glaciale ed è difficile dire quando il dialogo potrà riprendere. Intanto Anthony Blinken, il segretario di Stato americano, ha detto di aver discusso la proposta di pace dell'Ucraina con i suoi colleghi del G7 dopo la recente visita del presidente Zelensky, definendo la formula di pace del leader ucraino un buon inizio. L'assalto a Capitol Hill fu scatenato da Donald Trump, lo si legge nel rapporto finale della commissione della Camera americana, che per 1 anno e mezzo ha indagato sulla rivolta del 6 gennaio 2021. Donald Trump è accusato di aver partecipato ad una cospirazione criminale per ribaltare i risultati delle presidenziali. Il tycoon, scrive il presidente della commissione, ha acceso il fuoco della rivolta. All'ex Ilva Tafferugli durante il consiglio di fabbrica dello stabilimento siderurgico organizzato dai sindacati per fare il punto sulla vertenza. Alcune decine di lavoratori hanno occupato la statale 7. Ci sono stati scontri tra vigilanti e lavoratori che hanno coinvolto anche rappresentanti sindacali, con il lancio di fumogeni, urla e spintoni. Ferito nel parapiglia Francesco Rizzo dell'esecutivo confederale USB, il quale ha anche poi accusato un malore e per questo portato in ospedale. Confartigianato rileva che nonostante i pesanti rincari di energia e materie prime subiti dalle imprese, i dolci natalizi della nostra tradizione artigiana rimangono competitivi sui mercati esteri. Nell'ultimo anno, tra panettoni, pandoro, cioccolato e prelibatezze made in Italy, ne abbiamo venduti per un valore di 901 milioni di euro, con un aumento del 10,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra i paesi più golosi di prodotti italiani c'è la Francia, seguita da Germania e Regno Unito. Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Milan. Il processo di guarigione del polpaccio di Maignan non è ancora ultimato. Un ulteriore aggiornamento delle condizioni del portiere francese verrà fatto tra 2 settimane. Si allungano dunque i tempi per un suo ritorno in campo. Maignan in questa stagione con i rossoneri ha collezionato appena 9 presenze tra tutte le competizioni. Ed è tutto, a più tardi. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. In un anno pieno di incertezze e paure, noi di Sant'Egidio siamo sempre rimasti al fianco di chi non ce la fa, vicini a chi è costretto a lasciare la propria casa, in aiuto di chi ogni giorno lotta contro la povertà. E anche quest'anno, grazie al tuo aiuto, doneremo un pasto caldo a chi ha più bisogno di amore. Regala il pranzo di Natale a chi è più povero e fragile. Fallo per lui, per lei, per loro. Dona ora al 45586.
Grazie a te sarà davvero Natale per tutti. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Riconosce i tuoi attimi di relax e quelli in cui devi mettercela tutta. E se non ci sei, risparmia energia. È il climatizzatore che regola la temperatura in base a ciò che fai. Kireia. Design italiano, tecnologia giapponese. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K Rossa 22 Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Piccolo artigiano, una piccola media impresa o una grande azienda? Il Bottegone è il fornitore giusto per esaudire ogni tua esigenza. Un ferramenta specializzato nella fornitura di utensileria industriale, bulloneria, fai da te e giardinaggio, pronto a soddisfare le tue necessità di beni e servizi. Bottegone per il sociale, in collaborazione con la cooperativa sociale Solidarietà. Da 35 anni è presente sul territorio di Galbiate e partner di clienti per l'assemblaggio e il confezionamento. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blucelesti. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blucelesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Vai. Eccoci qua allora per questo secondo tempo con le squadre che sono rientrate da qualche istante nel manto semi-erboso del Riga Monticeppi, se mi passate il termine, al di là del fatto che è misto sintetico naturale, ma oggi veramente inguardabile, no? Mi sembra di vedere, non so, un campo ai 1500 metri di altezza quando nevica, no? Cioè nel senso, però siamo a 200 metri sul livello del mare, non fa neanche freddissimo, eppure veramente le condizioni... E lì è l'intaso che sì. Questo discorso qua naturale che crea questa... Che penalizza tanto, E si sta vedendo un po' in questa stagione, perché negli altri anni aveva retto meglio. Sì, perché questi sono campi che dovresti mettere nei paesi caldi, sì. Perché sì. dove piove poco, dove non c'è umidità, da noi...
anche se piove poco, però l'umidità si fa sentire. Ho avuto questa esperienza quando ero a Luciano Manara, che avevamo questo tipo di intaso e abbiamo dovuto poi cambiarlo. Sì. Sarà il Lecco a battere il calcio d'avvio in questa ripresa, un Lecco che deve assolutamente fare molto in più, non basta qualcosa in più oggi, bisogna fare molto in più, perché la Virtus Verona è stata padrona del campo per mezzo tempo, poi in realtà gli ultimi 20 minuti hanno detto poco del primo tempo da entrambe le parti, tanto è partita in questo istante, ma deve cambiare un po' anche l'atteggiamento con cui il Lecco prova, anche se le caratteristiche poi sono queste della squadra, ma insomma bisogna aggredirla un pochino, ecco, la partita a volte, quello che manca a questa squadra, andare ad aggredire, a cercarsela la vittoria, no Ivan? Ne abbiamo detto più volte. Sì. No, ma poi, come diceva Albino, Zuccon potrebbe essere un... Sì, anche perché comunque Girelli oggi lo vedo, sta facendo la sua partita in meno pimpante di altre partite, quindi lo vedi anche questo in questo Rebri è stato in ritardo. Sì, in ritardo, infatti notavo anch'io, non è il solito Girelli. E quindi sai, sono cose che comunque se analizzi una partita l'allenatore lì le devi notare, anche perché comunque per me Zuccon è un giocatore interessante, è normale che poi sta nella capacità di chi ti allena, di capire, perché se tu vai avanti, proseguire particolarmente... Tanto va a parlare con Foschi, il direttore di gara. È nervoso, no? Sì. Oggi sente un pochino, si accorge anche che non è una prestazione da parte dei suoi uomini all'altezza oggi della situazione. Va a prendere il pallone, viene anticipato Lonardi da Ilari nella tre quarti difensiva dell'Ecora, davanti all'area Zambataro va con il mancino a cercare lungo su Pinzauti, anticipato, però rimane in zona d'attacco il Lecco. Dai ragazzi che si può iniziare meglio questa ripresa, basta poco, l'abbiamo detto, rispetto a quanto fatto nel primo tempo. Zambataro ora cerca di impostare l'azione il Lecco tutta nella propria metà campo, la formazione veneta. Zambataro all'indietro ancora, però non c'è mai un passaggio pulito in avanti, in verticale, tendiamo sempre a palleggiare un po' in orizzontale. Io lo dico sempre che mi ricorda un po' la Juve di Allegri di inizio stagione, no? Il Lecco, nel senso che fa fatica a manovrare. Galli apre sulla destra, dove c'è Lepore, arriva forte Zeliak in raddoppio, Lepore però va al cross basso, attenzione, arriva per un soffio, non arriva Buso a calciare con il mancino dal limite dell'area. Più che un cross mi sembrava un tiro, un tiro sbilenco di Lepore, però Buso ci stava quasi per arrivare, peccato qua. Ecco che però dai, sembra aver iniziato quantomeno nella metà campo avversaria, qui però si dimentica il pallone Battistini, allora la Virtus che prova a ragionare, perde il pallone ancora, però attenzione alla Lecco, Buso, a destra non c'è nessuno, è costretto ora, arriva Lepore in ritardo, bello il pallone, nelle intenzioni per Girelli, un po' meno la realizzazione, allora interviene Munaretti che spazza, poi però c'è l'interruzione da parte dell'arbitro, calcio di punizione in favore della Virtus. Quantomeno però mi sembra di vedere un piglio, come si dice in gergo tecnicissimo, un po' di quella roba lì sembra avercela il Lecco, rispetto al primo tempo, non so cosa ne pensate voi. No, ma poi li avete aumentati comunque in maniera diversa, quindi loro anche nel palleggio comunque sono bravi, cioè perché anche nelle triangolazioni, però noi dobbiamo magari sfruttare un po' più le fasce e cercare, diventa normale che oggi, mancando giudici, che comunque sulla fascia è uno che ti mette una serie di palloni, però dobbiamo secondo me fare giocare anche questo aspetto. Tanto c'è a terra un giocatore della Virtus, non ho visto chi, se Nalini o Danti, sì, Nalini. Vediamo se ci rimanda Eleven le immagini sul contrasto con Galli, rimane a terra. Se dobbiamo farlo un contrasto di gioco, è normalissimo, ha preso un colpo, si lamenta Nalini, probabilmente ha preso un colpo in testa o sì, sul volto quantomeno. Tanto abbiamo risposto anche a Davide, lunedì non c'è il blu celeste, insomma giorno di Santo Stefano si ritorna, come hai scritto tu Ivan, a gennaio, dopo naturalmente le festività e quando la ripresa del campionato, poi che è fissata per l'8 di gennaio, no? Vado a memoria, domenica 8. Con il Lecco che affronterà vado a vedere, vediamo se sì, Pergolettese Lecco.
trasferta di Crema mai troppo facile per il Lecco. Al Voltini di Crema, che è un campo un po' ostico negli ultimi anni per il Lecco. Vedremo intanto come finisce questa partita, perché per venire a capo di questo rebus della Virtus Verona ci vuole sicuramente molto di più di quello che stiamo vedendo, e Lecco che almeno nella ripresa, diciamo a livello di campo guadagnato, sicuramente meglio del primo tempo, perché siamo costantemente nella metà campo dei veneti. Buon lavoro di Lepore, poi però il tacco è per nessuno e allora può far ripartire Munaretti i suoi, sbaglia però l'appoggio in orizzontale, lo recupera Galli, palla in questa ripresa. Sì. Comunque siamo ripartiti meglio. Sì, meglio. Dentro il pallone verso Pinzauti da parte di Ilari, e anche Carlo Ilari che deve assolutamente mettere la sua qualità, la sua esperienza in questa ripresa. Buso ora di misura sbagliato, ma va a recuperare quasi il pallone. Ora c'è buona aggressività da parte dei giocatori dell'Ecco. Abbiamo visto anche Galli recuperare un paio di palloni e giocarli subito in maniera pulita sulla tre quarti, e Virtus che fa un po' più di fatica a sviluppare la propria azione. Ci prova in questo caso, però poi viene stesa. Attenzione, qui Zeliak va a prendersi il giallo, se non ho visto male lui, per il fallo. Attenzione, no, mi sa che non lo ammonisce. No, non lo ammonisce su Lonardi. Aveva quasi messo mano al taschino. Ci stava. Qua ci stava perché erano lanciati, siamo sulla tre quarti d'attacco della Virtus. Poi la pericolosità davano verso la porta. È vero che la difesa dell'Ecco era ormai piazzata dietro. Il classico fallo tattico che spendi per non far un po' plateale anche, se vogliamo, è per questo che abbiamo pensato. Non cattivo, ma sicuramente. Ma un po' alla Zeliak, non è mai cattivo nei suoi interventi, no? Lui sicuramente con mestiere, però insomma qua si sono lamentati forse a ragione i giocatori della Virtus che volevano il giallo, ma insomma ci teniamo il fatto che non sia stato ammonito Zeliak, ce lo teniamo volentieri. Calcio di punizione affidato a Danti, siamo molto lontani dalla porta di Melgrati. Danti che guarda i compagni, c'è grande traffico in area, batte corto l'appoggio per il Tronchin che va con il destro, alto direttamente in curva nord. Gol del Padova, ci dice da regia Fausto. Dunque primo risultato che cambia in questa ripresa, il gol del Padova con la Provercelli all'Euganeo. E se ne sono andati già 7 minuti di questa ripresa. Ivan, io credo che comunque qualcosina negli spogliatoi sia successo. Perché... Sì, certo, però secondo me l'atteggiamento tattico è uscito che comunque quando hanno la palla loro li pressi li metti comunque in difficoltà, quindi il discorso è che però stiamo ancora, vedi, un po' attenti nell'impostazione delle cose, perché pressare, tu fai un paio di giocatori, vai sul pressing, però vedi che adesso loro comunque sono, anche sicuramente c'è stato un calo loro, noi dobbiamo approfittare di questo, però poi tante volte devi trovare anche un allenatore e tirare fuori anche il classico cilindro. Dentro il pallone in mezzo al cuore dell'area, lo mette giù, poi il sinistro di Lepore, rasoterra che va mezzo metro a lato. Esatto. Sì. Primo tiro verso la porta, arriva al 53esimo dell'Ecco. E sinceramente è un po' poco per una squadra che può avere delle ambizioni comunque di alta classifica in casa tua. Qui però un buon svolgimento dell'azione. Sì. C'è qualcosa in più rispetto, Sì. A parte che vabbè, non è che ci voleva tanto fare qualcosa in più. No, perlomeno l'atteggiamento è di provarci, poi sicuramente non sarà facile perché comunque loro ti lasciano comunque poco. È andato circa mezzo metro alla destra del palo, così sembra proprio la classica partita prima di Natale dove tutte e due le squadre si pensa già al panettone. Tutte e due le squadre comunque hanno diciamo poca voglia di farsi male, detta così un po'. Però insomma sarebbe bello vedere un po' di voglia di vincerla la partita, no? Perché poi alla fine sono 3 punti che ti permetterebbero di chiudere minimo secondo, se il Feralpi vince. Un bel regalo anche per i 110 anni. Quello sì. Sono quelle cose che comunque hanno movimentato anche in questo preciso momento vicino alla squadra, vicino alla tifoseria. Però io mi ripeto spesso, l'atteggiamento di una squadra come l'Ecco da giocare in casa in uno stadio di questo tipo, per me quando giochi all'Ecco devi giocare in maniera differente. Poi è normale che tutte le partite non puoi pensare di avere il coltello fra i denti,
però oggi siamo arrivati a fare qualcosina al 54esimo. Mi sbaglierò così, però per quello che posso vedere anche in questa gestione di Foschi, mi dà sempre l'idea di un allenatore che vuole portare concretezza, magari secondo me fino al 70esimo così vede un attimino come viene, e poi se deve provare a vincerla magari lo fa negli ultimi 20 minuti. Non ho mai avuto la sensazione di un allenatore che parte dal primo minuto per esporsi, per magari prendere un gol in contropiede. Ma anche perché ho questa sensazione che vedremo una partita bloccata ancora fino al 70esimo su questo equilibrio, e poi magari prova a fare qualcosa in più. Quali carte, adesso ci prendiamo un break e pensiamo a quali carte possono dalla panchina scompaginare questa partita. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2 o 3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci con la partita che è giunta al 56esimo minuto. Non è successo molto in questa sosta, avete discusso un pochino di possibili ingressi, no? Ma c'è un giocatore che piace sia a me che a Ivan, e che molto probabilmente piace più a noi che a Foschi, che a Rossi, e magari oggi poteva essere comunque, visto poi alla fine. Attenzione a sinistra ancora il Lecco, riesce a fraseggio Zambataro, poi qui c'è un tocco calcio d'angolo. Non viene concesso. Vabbè. Ci siamo eccitati per niente. Ma anche per dare anche delle alternative su comunque dei giocatori che comunque è in rosa. È un giocatore che ha passo, a gamba, passa bene. Senza togliere niente a Zambataro, però oggi non è che sta incidendo, non è che sta facendo. Zambataro è un po' in calo nelle ultime settimane. È vero che gioca sempre lui, ci sta anche che hai anche un calo di rendimento, però dopo lì sta l'allenatore capire se dietro c'è qualcosa di diverso, che può entrare anche con la voglia di farsi vedere e dar qualcosa in più. Ma a me poi sembra naturale, se sulla fascia di Zambataro oggi parte succede poco, io comunque vado a sostituire il giocatore, mi sembra abbastanza basilare una cosa di questo tipo. Probabilmente attende, però io dico, la motivazione che diceva il mister è importante, perché se poi un giocatore fuori da un po' è comunque un giocatore che quando ha giocato ha fatto bene, allora dagli la possibilità comunque di crescere anche un po' di fatto di autostima, perché poi alla fine un giocatore ti dice va bene, è così, e allora è così. Quindi non è perché ormai abbiamo capito la base della squadra com'è, però se poi tu vuoi cambiare la partita è inevitabile che devi cambiare anche delle pedine, non puoi pensare che, oppure vuol dire che gli dai la parola magica e questi si trasformano. Calcio di punizione per la Virtus, cross dentro, lunghissimo. Ilari non la lascia perché andava sul fondo, non si è fidato. Poi Zambataro c'è un tocco di mano non ravvisato di Lonardi, l'appoggio corto, Tronchin dentro il pallone in mezzo, attenzione a colpo di testa. Zambataro che sta bene, di Gomez, ma è solo un appoggio alla palla, prendeva la palla ai piedi e partiva. Invece in realtà non ce la fa. Io comunque rispetto anche allo Zambataro dell'anno scorso, è un altro Zambataro, mi sembra oggi fa un po' più di fatica, ma già rispetto all'anno scorso secondo me era una Zambataro un po' in calo. No, ma perché comunque quando ci sono anche delle partite ravvicinate, e quest'anno c'è stato più di un'occasione, comunque non puoi pensare che uno ti gioca la domenica, il mercoledì, la domenica in continuazione, quindi devi anche pensare ogni tanto di fare dei cambi tra virgolette all'inizio partita, chiamiamoli tattici, della serie. Vado comunque, se è un giocatore di pari ruolo che comunque ha dimostrato di essere bene,
Cioè, secondo me sta anche nella capacità dell'allenatore a saper mixare queste cose e cercare comunque, anche perché nel momento in cui fai riposare anche qualcuno è comunque la tutela della prestazione poi del giocatore che ti interessa, perché se continui a farlo giocare poi è normale che ci sarà anche qualche partita che può fare anche meno. Rimessa laterale al 60° per il Lecco in zona d'attacco, Zambataro, vediamo se il Lecco riesce a creare qualche situazione pericolosa, perché per adesso solo il Sisto di Lepore, chiedo scusa, con il rasoterra di Lepore che è finito fuori di mezzo metro, ma davvero troppo poco. Battistini sale, porta palla, Zeliak si allarga sulla destra, cerca ora l'ampiezza del campo, il Lecco ma sempre con un ritmo compassato. E allora si torna ancora una volta indietro tra i difensori. Battistini cerca un pallone in verticale basso per Pinzauti che viene a fare sponda larga, viene per Ilari, Bello. Sinistro il cross corto, ribatte Faedo, cerca di far partire i compagni ma e loro sono messi bene dietro comunque, vedi che concedono poco. Certo, rispetto ai primi 45 minuti la buona notizia è che il Lecco ci sta provando, ha alzato un po' il baricentro, riesce ad arrivare anche col dialogo palla a terra senza scavalcare il centrocampo, riesce ad arrivare sulla tre quarti. Mancano gli ultimi 20 metri. Sicuramente meglio il secondo del primo, però non è sufficiente. Mancano gli ultimi 20 metri ed è un po', se vogliamo, Ecco il qua. difetto di questa squadra, no? Ecco qua, munizione Zeliak. Ammonizione chi, scusa? Zeliak. E vediamo. Sì, che poi non mi È sembra. andato a dar fastidio alla battuta per quello. della rimessa laterale. Sì, un po' più non ho capito questa, perché un giocatore dell'esperienza di Zeliak cioè siamo, per intenderci, davanti alla panchina della Virtus nella loro metacampo, perciò una palla, una rimessa fatta doppio anche cambio per loro. doppio cambio per loro. Allora esce Gomez che si è visto poco a dire la verità, poco nulla, ed entra Fabbro che in panchina, abbiamo detto mister, era dato tra forse un po' un problema fisico, una scelta tecnica non lo sappiamo, però se lo mette dentro adesso per mezz'ora dovrebbe averne. Fuori Tronchin e dentro Talarico. Credo che Leonardi vada a fare il centrale davanti alla difesa, a meno che non cambi anche disposizione tattica mister Fresco. Vediamo un po', ci sono solo cambi per avere forze fresche da parte di Fresco, passatemi l'involontario gioco di parole, oppure se ci sarà poi un cambio tattico. Fabbro ex Primavera Milan, Michael Fabbro, gli anni con Petagna, Vido sì. Di Molfetta, cognome che a noi ricorda ovviamente, no? Cioè, diciamo così, crea ricordi piacevoli, ricordandoci il nostro Pippo Fabbro, bomber di una decina di anni fa del Lecco, sì. che comunque, anche se non era un bel periodo, i suoi gol li aveva fatti, un giocatore che si è fatto amare, no? Ivan qui a Lecco, anche per la doppietta storica nel derby di Coppa Italia contro il Como, Temelin e poi 2 gol di Fabbro, se vado a memoria. Sì. No, mi sembra di sì, ero in tribuna a commentarla. E tanto qua Fallaccio su Lepore che rimane a terra dolorante, un pistone sul piede, la panchina del Lecco se la prende con Nalini, ma no, il fallo è forse proprio del nuovo entrato. No, qui scusa, vediamo. No, non c'è fallo, è perché va a calciargli addosso Lepore e quindi si fa male poi al piede, ma niente da, diciamo così, segnalare da parte di Pacella, che è l'arbitro di giornata. 63esimo, 0-0, Lecco prova a tenere il pallone, 4 gol del Vicenza, quarto gol del Vicenza a Sesto San Giovanni. Vicenza che dunque sale definitivamente a 37, salvo stravolgimenti improbabili. Sono in 10 poi, E tra l'altro sono in 10, bravo, sul 3-1 in 10, ma riescono comunque a gestire bene e a segnare anche il gol della poker fino a questo punto. E il Vicenza può essere la squadra la squadra che prova adesso a fare da gennaio, può fare un altro campionato. Però sarebbe bello provare a rimanere lì, dai ragazzi, attenzione, qui al limite dell'area, scambio tra il nuovo entrato Fabbro e un compagno, poi Leonardi, che proprio lui ormai è riferimento centrale, allarga a sinistra dove c'è dentro il pallone di Manfrin, nel cuore dell'area Danti, viene anticipato
la buona giocata difensiva del Lecco, però Enrici un po' timido nel rinvio, si rimane a destra, Zambataro, tocco morbido, Girelli la alza, colpo di testa, fallo su Pinzauti, che va a prendersi il 11.506esimo fallo di questa sua stagione. Vabbè, adesso per la munizione dell'Italia la Liga. Manfrin che è andato ad allontanare pallone, viene solo richiamato. Pacella oggi sta facendo, forse c'è il nome Pace nel suo cognome, è un po' di manica larga. Natale, sì, ci prendiamo un piccolo break. In un anno pieno di incertezze e paure, noi di Sant'Egidio siamo sempre rimasti al fianco di chi non ce la fa, vicini a chi è costretto a lasciare la propria casa, in aiuto di chi ogni giorno lotta contro la povertà. E anche quest'anno, grazie al tuo aiuto, doneremo un pasto caldo a chi ha più bisogno di amore. Regala il pranzo di Natale a chi è più povero e fragile. Fallo per lui, per lei, per loro. Dona ora al 45586. Grazie a te sarà davvero Natale per tutti. '65esimo, ora Virtus che prova a farsi vedere ancora nella metacampo dell'Eco dopo un inizio di ripresa che era stato caratterizzato da un atteggiamento un po' più prudente da parte della Virtus e dall'Eco che provava ad attaccare, ma ora sembra cambiato un po' il vento. Vediamo, sulla destra Faedo prova a difendere il pallone, se lo trascina sul fondo. Se lo trascina sul fondo, si rimane così sullo 0-0. Dai ragazzi di la B di Nizar che ci scrive, incita i giocatori del Lecco in chat su YouTube. Lecco che ora manovra, non c'è aggressione da parte, né pressione da parte di giocatori della Virtus, e Lecco può arrivare lì fino al centrocampo, poi iniziano un po' più le difficoltà. Ilari, lancio lungo a sinistra, non c'è nessuno, Pinzauti in qualche modo ci arriva in un secondo momento, viene attaccato da Cela, Pinzauti va sul fondo, la mette dentro, calcio d'angolo? No, rimessa dal fondo, più sfortunato Pinzauti. Sì. Anche oggi è una partita generosa. Infatti lo vediamo zoppicare già al 70esimo. Di palloni buoni. Da punta. Doppio cambio, eccolo qua. Allora, Maldonado e Lacti, vado. Sì. Fuori Galli per Maldonado. Cambia poco o niente. Niente. Anzi, io ti dico, Lacti mi sembra. Anche Dudu. Triplo cambio, Foschi si fa prendere la mano, dai, vediamo un po' cosa succede. Lacti esce, Zambataro e Pinzauti Dudu. E io l'avrei lasciato dentro Pinzauti. È molto stanco, però l'ho visto già in affanno a 60. Sì, ma è normale, cioè, se vai avanti e indietro prenderti i palloni così, è normale che ti sfianchi. Fuori Zambataro, dentro Lacti, mister, cosa cambia? Non riesco a capire dove va a parare Lacti, Zambataro Allora, o davanti prova ma non è nelle corde di Foschi, un tridente con Buso che si allarga, Ilari che magari va un po' più avanti a fare manca Magni, però non penso Lacti faccia l'esterno. No, secondo me no. Vabbè, davanti Dudu e Buso e loro due va bene. Ilari che probabilmente va magari a fare un giro un po' da trequartista, perché tra le linee effettivamente ci potrebbe essere spazio per metterli in difficoltà. Manca il quinto a sinistra. A meno che non passiamo a 4 dietro. Però vediamo chi si è messo là. Lepore Scala a sinistra. Può essere, allora può essere questo tentativo con quindi Girelli, Lacti e Maldonado a centrocampo e Ilari che potrebbe fare da trequartista, un 4-3-1-2 diciamo, no? Come vediamo, sarei anche contento di vedere, perché significherebbe mettere qualcosa di diverso, provarci in qualche modo, no? Anche se con Magni vuol dire anche che avresti bisogno di un po' più di spazio magari, no, per andare in verticale. Attenzione alla Virtus davanti all'area di rigore, il velo, non c'è nessuno, può dire ora il Lecco, bene, ci prova, palla un po' lunga ma parte come un trattore Buso
e viene trattenuto, ma poi non c'è vantaggio, ne salta un altro, si è piazzata però nel frattempo difesa della Virtus. Bene. Sì, ha perso un po' di tempo, ma è stato anche trattenuto per la maglia. Maldonado dentro il pallone, non ci arriva nessuno, Magni in ritardo, poteva essere una buona idea questa. Ha preso 2 metri da dietro. Sì. Buso è partito veramente fortissimo. Brava avere un altro passo decisamente rispetto al difensore, non ho visto qui Zeliak, pallaccia persa in orizzontale, riparte la Virtus, attenzione. Poi va a spendere un fallo, non ci riesce. Maldonado un pochino però ha subito il colpo, lo vediamo saltellare Talarico, però è sempre Virtus in possesso palla con Lonardi, e in mezzo sono ancora 3. sì. Non lo so, è un po' strano questo vestito cucito in questo. No, però abbiamo una sorta di 4-3-3. Però è venuto Girelli a fare un po' più largo a sinistra. A destra, scusami. A destra. Dai Dudu. Magni prova a mettersi in moto, vediamo se parte. Dai Dudu, fai una cosa da Dudu. Perché questa era una possibile ripartenza nelle sue corde, ma sfumata. E allora ancora dall'altra parte Nalini. Qui si butta giù, ma c'è fallo di Pacelli, però vabbè, c'è fischiato fallo da Pacelli. Sì, sta facendo l'esterno, il quinto Girelli a destra e di là è andato Lepore, in mezzo gioca Latti con Ilari a fare le 2 mezze. Sembrava troppo bello che cercassimo qualcosa di più offensivo. A livello di Mantova, gol del Mantova, che dunque pareggia, ma dovevamo 2-0. 2-1. Oggi mi sa che c'è poca gente tifosa del Lecco, dice Davide. Sicuramente venerdì prenatalizio a 2:30 non è un grande orario, non c'è un afflusso. Dopo vi daremo magari quando ci arriverà il nostro Matteo dallo stadio il totale dei spettatori, ma tanta attenzione, palla in area dalla punizione, battuta lunga ributtata in un primo momento fuori, ma c'è ancora Talarico che la rimette dentro sul fondo a cercare l'inserimento di Cella, palla che va e sfila 1-1. Mantova, allora giusto, correzione, allora no, non era in quella porta il gol, hanno spostato nell'altra. Ha detto no, non ci piace. Un po' come chi segna vince dell'oratorio. 72esimo minuto, qua è 0-0. Chi segna probabilmente vince davvero questa partita, ma bisogna crearle le occasioni e l'Ecco per adesso non ne ha avute, se non un tiro inizio ripresa di Lepore dal limite dell'area, rasoterra fuori. Però insomma poco. La Virtus le ha avute tutte nella prima mezz'ora e poi basta. Non una gran partita questa prima di Natale, francamente, fino adesso. Vediamo se i cambi scuotono un po' il Lecco. Magni difende il pallone dall'attacco di un avversario, si gira, apre bene per Girelli che si accentra ora ancora, sale anche Zeliak. Magni perde palla senza fallo. Qui ingenuo Magni, ti devi accorgere dell'avversario dietro, però. Attenzione, Ricci viene preso in velocità da Fabbro, ma è bravissimo Enrici secondo momento a recuperare, non si è fatto prendere qui dalla fretta. Enrici in crescita nelle ultime partite. Ilari scambia con Maldonado che naturalmente ora tocca tanti palloni nella manovra blu-celeste. Lacti tocca il suo primo pallone invece dall'ingresso in campo, qui poteva esserci quasi un fallo da calcio di punizione. No, Maldonado la spara direttamente a Caleotto. Direttamente a Caleotto da lì. Questo è l'anticalcio. Come fai? Non ho capito cosa volesse fare da 40 metri. È arrivata per intenderci più o meno Alex Leuci. Già non ho una grande opinione verso questo giocatore, poi vedo fare queste cose e mi si abbassa ulteriormente. Qui insomma sicuramente nella sua testa ha cercato qualcosa che poi non è riuscito. Solo nella sua però. Per nulla, ci prendiamo una piccola pausa. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Sì. Scapuzzi 10. Cambio nell'Ecco, dentro Scapuzzi, Buso fuori.
La partita di Buso a sprazzi è andato, anche oggi. Hai sempre la sensazione che può far di più, no? Sì, la sensazione che debba fare di più. Sì, poi... perché c'ha qualcosa, ma non sempre riesce a... No, l'ho fatto vedere anche poco fa nell'azione in cui ha messo la quinta ed è partito via. Sì, però poi non è... Se tiri una riga oggi, niente, occasioni, tiri... situazioni. Attenzione alla palla nel cuore dell'area, anticipato Fabro, ma c'è fuori gioco, qua si è alzata probabilmente la bandierina. Attenzione perché poi in queste situazioni è un attimo, prendere il gol e mandare alle ortiche anche la partita. Doppio cambio anche per loro, perché esce Danti ed entra il numero 30 Zarpellon. E Danti comunque un buon giocatore. No, Danti è un ottimo giocatore proprio. Qua però cambio, almeno questo è un po' più difensivo perché Zarpellon è un centrocampista centrale, però attenzione, poi esce, entra Ruggero al posto di Faido. Qua invece credo che sia un cambio tipicamente forze fresche per un difensore anche ammonito. Vediamo, forse tende io direi a lasciare forse Fabro punta, naturalmente con Nalini. È uscito Faido, sì. Con Nalini in appoggio, ma con un centrocampista in più, Zarpellon a coprire. Ma questa è una partita che, salvo stravolgimenti tipo invasioni aliene, finisce 0-0, però se non sviene qualche portiere dovrebbe finire 0-0. Però ci sarebbe ancora un quarto d'ora più recupero, però insomma vabbè. Che poi se andiamo a guardare è il risultato giusto. Sì, ai punti secondo me vincerebbe la Virtus, perché comunque le occasioni le ha create 3 nel primo tempo. Poi è chiaro, è 50 minuti che non succede nulla fondamentalmente nella partita. Il Lecco si è affidato proprio solo a quel tiro di Lepore fino adesso, a inizio ripresa, un po' poco, perché non ha preso neanche la porta, mentre Melgrati comunque ha fatto attenzione al lancio lungo su Magni, che si gira, perde contatto con il pallone in un primo momento, c'è rimessa laterale in zona d'attacco per il Lecco, mentre Melgrati, dicevo, comunque 2 parate importanti da fare. Sicuramente di più loro come occasioni, però come gioco, anche vedendo il secondo tempo, c'è equilibrio totale. È una partita da pareggio. Magni ne salta 2 sull'out di destra, poi però non guarda il compagno, anche perché andava da tutt'altra parte. Scapuzzi, se non ho visto male, ha legnato il difensore, è entrato con la gamba e l'ha pestato giù. È peccato che non riesca a crearsi questi spunti, che potrebbe veramente fare anche qualcosa di più di questa categoria. Poi è un giocatore che comunque quando non segna aumenta proprio le difficoltà, quindi va un po' in difficoltà psicologicamente. Esatto. Avrebbe voglia, si vede che ha voglia, ma fa una cosa bella e una cosa subito dopo. Piacenza gol ancora, quindi del Piacenza 2-1 Piacenza, con la Pergolettese che aveva pareggiato invece a inizio ripresa. In questo momento Feralpi 38, Vicenza 37, Pordenone 36, Prosesto Lecco 35, si avvicina anche Renate 33. Attenzione, perché poi un attimo dietro essere fagocitati dal gruppo che insegue in questo momento Renate e Pro Patria, un po' più distanti gli altri, ma insomma, vabbè. Feralpi manovra sulla propria tre quarti, ma adesso sembra veramente non avere fretta la Feralpi, perché aveva aggredito in maniera... Virtus. Cosa ho detto io? Scusa, lapsus freudiano, ho appena visto la classifica e... magari la partita Feralpi sta facendo, non sappiamo. Esatto. La Virtus ha un po' abbassato le marce, perché se all'inizio del primo tempo sembrava voler aggredire la partita per sbloccarla, invece poi si pare sicuramente non mettono una punta in più per vincerla adesso, allora. No. Il cambio di Zarpellon pare andare un po' in quella direzione. Siamo però nella metacampo del Lecco, prova ad andare via a sinistra Manfrin, lo fermano, sempre prima di loro però sulla tre quarti a raccogliere queste palle vaganti. Talarico allarga a sinistra su Munaretti, lo scambio tra i due, molto attivo il numero 44 Talarico dal suo ingresso, limite dell'area, conquistiamo palla, dai che forse l'Acti viene steso, non riesce a ripartire. Poteva essere una buona, interessante ripartenza questa del Lecco. C'è giallo? Sì. Per? Quello che si sta girando adesso, il Fabbro? Fabbro.
Fabbro sono allora 2 e 2 gli ammoniti, se non ho segnato male. 4 ammoniti in questa partita da parte di Fabrizio Pacella di Roma 2, la sezione arbitrale AIA di Roma 2. Mentre entriamo a breve negli ultimi 10 minuti di gioco, più eventuale recupero, non ci sono state grandi interruzioni, sì, le sostituzioni, io mi aspetto in questo momento 3 minuti di recupero, non di più, quindi ne mancherebbero circa 13-14 minuti al termine di questa partita. Ecco che però continua a far fatica ad avvicinarsi all'area di rigore. Ora serie di batti e ribatti, Scapuzzi, Magni, poi però sbaglia sempre gli appoggi, ma quasi senza guardare gli appoggi di Magni. Ma io sono molto perplesso dal rendimento di Dudu quest'anno, molto perplesso. Non è più il Magni di un paio d'anni fa, quello visto nella sua prima esperienza all'Ecco. Questo mi pare di poterlo dire senza possibilità di essere smentiti. Precipitoso. Sì, che ti smentisca subito. Sì, non toglie comunque questo suo atteggiamento un po' pasticcione, più del solito, perché anche 2 anni fa ce l'ha nelle caratteristiche, però faceva, concretizzava anche, no? Qualche gol, qualche assist, qualche giocata da che determinava un gol. Entrava sempre comunque portando qualcosa di pericoloso. Maldonado sulla tre quarti va dall'altra parte dove c'è Ilari prova, pensa in un primo momento al tiro, poi dentro il pallone per Scapuzzi, è da solo, deve girarsi, va sul fondo, è sistematicamente raddoppiato. Sì, poi però escono bene senza concedere nemmeno l'angolo e vengono via in contropiede i giocatori della Virtus. Poi Enrici va a recuperare il pallone, super partita di Enrici oggi, fatto bene, migliore nelle file dell'Ecco probabilmente, non ha sbagliato nulla, anzi spesso e volentieri fondamentale come adesso. Zeliak per vie centrali, la percussione, poi il pallone buono per Magni nel cuore dell'area, si defila la palla sul mancino, Magni allarga dove c'è Girelli, Girelli mette un buon cross, la finta, ne salta uno, Girelli, poi il limite dell'area, Magni perde tempo, viene anticipato, Maldonado va a stendere giallo e si briglia il giallo anche lui, va a stendere scelta sbagliata, cosa prendi una munizione e un contropiede, sì infatti, e per non prendere il contropiede deve stenderlo, per non ridargli palla nel girarsi dove non vede dove sta andando, poi lì l'uomo ce l'hai, sei in aria, ma tirate però ragazzi, tirate al limite dell'area. Piacenza segna intanto il 3-1, ma veramente perdono sempre un tempo di gioco qui, sia Magni sia non mi ricordo chi era stato, Girelli forse, poteva addirittura tirare col mancino lui Girelli quando si è centrato, quando palla Magni lì devi fare qualcosa. Ci vediamo a un piccolo break, l'ultimo, poi viviamo questi ultimi 10 minuti. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 83 sul cronometro, Virtus nella metà campo dell'Ecco, ma sempre a ritmi bassi, veramente una partita soporifera in questa ripresa. Prova a girarsi Nalini, sbaglia però l'appoggio, Magni deve ripartire, non deve quantomeno perdere palla, va a costringere al fallo e si prende anche il giallo, non ho visto se Ruggero, Manfrin, qui Magni ha cercato di andare via, viene strattonato, tenuto dalla maglietta e trattenuto dalla maglia e c'è fallo, calcio di punizione, però poteva essere una ripartenza interessante per il Lecco, peccato anche questa occasione possibile. Tanto qua c'è gioco fermo, ok, si riparte con la punizione. Zeliak, Ilari attaccato alle spalle, attenzione, non deve perdere palla, bene qui Scapuzzi, salta un primo uomo ma viene messo in out il pallone da Manfrin.
Girelli batte la rimessa laterale, proprio cerca Scapuzzi, l'anticipo dei giocatori della Virtus, però poi Zeliak riconquista il pallone, Scapuzzi trattenuto, calcio di punizione per il Lecco, poi allontana il pallone qui Lonardi, però il giallo anche a lui, no? Importante aver portato a casa un fallo, una punizione da lì. Sì, siamo sulla tre quarti nella metacampo della Virtus, decentrati sulla destra. Da lì si può scodellare in mezzo un pallone, vediamo se Maldonado sono le possibili situazioni per sì, poter da cui segnare. puoi creare occasioni. Non è che stiamo, cioè, certo. la sua azione non è che stiamo facendo tanto. Infatti hai ragione. 85esimo, almeno batterla bene. Sono diversi giocatori del Lecco in area. Maldonado invece la va lunghissima direttamente sul portiere che ci mette i pugni, ma calciata a mio avviso male da Maldonado. Sì, forte, interessante, ma troppo su Giacomel. Prova a ripartire forte sulla destra con la Virtus. C'è l'azione cambio gioco, poi Mangni qui, buona azione difensiva, va a recuperare il pallone, salta ora. Mette il pallone su Zeliak che sbaglia, poi attenzione, Zeliak sei già ammonito se non ricordo male, sì, quindi non può spendere un fallaccio, poi recupera in un secondo momento il pallone. Melgrati rinvia a cercare Dudu che la spizza di testa però direttamente fuori. È successo davvero molto poco nella ripresa, perché guardo le azioni che ho notato, praticamente poco o nulla di azioni pericolose. No, non ce ne sono state, cioè. È un Lecco che conferma dalla partita con la Pro Vercelli a questa una piccola involuzione, Sì. Questo va detto, poi ci diranno e si dirà che comunque la classifica è buona, tutto vero, però c'è una piccola involuzione nelle ultime due partite, non lo si può negare a livello di gioco, di atteggiamento in campo e anche di condizione forse, no? Adesso c'è la sosta, vediamo un pochino. Tanto qua, rimessa per il Lecco, l'ultimo tocco di Munaretti. Dai, vediamo se si può ravvivare un po' questo finale, una mezza rubacchiata in area, una palla sporca, no? Come viene, ma bisogna arrivarci però, come dici tu mister, con questo ritmo non ci arriviamo mai davanti all'area, davanti alla porta di Giacomelli. Loro stanno difendendo anche bene. No, certo, quindi però sbagliamo giocate tecniche abbastanza semplici, anche loro in realtà in questa fase, è un po' un momento di partita brutta. Girelli ci mette il fisico, prova a recuperare il pallone, però non lo recuperiamo mai. Si gioca, no, calcio di punizione. Sì. Calcio di punizione per il Lecco. 87 minuti sul cronometro. Zeliak a destra, allarga su Girelli. E ancora una volta indietro da Battistini. Enrici, giro palla tra i due difensori. Non cambiano altri risultati in questo finale. Oggi forse un pareggio per Lecco e Virtus, scrive Davide. Beh sì, fino a questo punto è partita veramente da 0-0. Vediamo se il Lecco ce la fa a sovvertirla. Attenzione, Dudu chiama il pallone. Dudu chiama il pallone qui, però Lepore si era un po' perso via. Maldonado tocca ancora per Scapuzzi. Scapuzzi, il dribbling va via, allarga per Lepore che punta il fondo, punta anche un uomo, prova a metterla dentro, viene ostacolato da Ruggero. Poi dentro ancora il pallone, si gioca, attenzione a Girelli che potrebbe andare a calciare con il destro, e però tiraccio, Mangni nel cuore dell'area, prova lui, niente da fare. Ancora una volta ribattuta fuori, e l'Ecco che però in questi minuti adesso prova a mettere dietro, a schiacciare la Virtus. Zeliak si accentra, ci sono due uomini dentro, pallone troppo lungo per Ilari, però Zeliak... Ma non puoi dare una palla così. Il problema è che però spesso e volentieri impostiamo azioni importanti con giocatori che non hanno magari tecnicamente la giocata facile. No, ma poi non puoi dare una palla così forte, cioè lì a 2 metri da te non puoi tirare. Scivola Mangni, il campo non aiuta in questi frangenti. Ilari, c'è fallo però commesso da Scapuzzi, sì. Adesso rimane a terra un po' Fabbro, che gioca un po' anche con il cronometro. Naturalmente alla Virtus andare a prendersi un pareggio sarebbero 10 punti in 4 partite, a loro va benissimo, sarebbero
13 punti nelle noi ultime ci abbiamo 5 provato trasferte, cioè. gli ultimi 20, come ti avevo detto, gli ultimi 20 minuti provi a fare qualcosa in più per vincere, non ce la fai, punto. Anche quando vedi che loro hanno un po' tirato in barca. Sì. L'unica cosa bella è questa foto che ci arriva di Matteo con il San Martino alle spalle. Bellissima. Della curva nord. Ma al solito le bellissime immagini che ci regala Matteo, forse magari poi ce la fa anche vedere e la fa vedere ai nostri spettatori a casa Fausto, visto quello che sta succedendo poco in questo finale di partita, 89esimo, vedremo la segnalazione del recupero, ma partita che si sta incanalando ormai da tempo sullo 0-0. Tanto qua richiamo per Girelli, vediamo i tifosi in tribuna urlare nei confronti di Pacella. C'è calcio di punizione, vediamo, fallo su Fabbro, sì. Va bene. Era probabilmente qualche tifoso. 4 minuti di recupero intanto, tifoso della Virtus che voleva il cartellino, probabilmente così a naso. Calcio di punizione davanti alla panchina di Foschi, lo batte Manfrin. Attenzione perché in pieno recupero questa è una chance da non concedere agli ospiti. Manfrin attende il piazzamento dei suoi compagni in area, va al mancino lunghissimo, mette fuori Girelli, ma non ci sono giocatori del Lecco. Occhio, pallone ributtato dentro, svetta Battistini, poi allontana Lepore, ma è un semplice ributtarla di là. Qui Giacomel gioca col cronometro. No, cosa c'è? Gioco fermo? Cosa c'è? Ma niente, sto aspettando. Sì. È tipo NBA ultimi secondi ormai, mancano 3 minuti, ma vabbè, possiamo anche dirlo, finisce 0-0, mancano 3 minuti, ragazzi. Stanno già tagliando il panettone. No, sono fermi tutti quanti, quindi non si gioca. Stanno già tagliando il panettone. Sì. Sbaglia però l'appoggio la Virtus, prova a ripartire l'Ecco, ma il pallone è sbagliato, Manganini lo recupera. Dai ragazzi, un po' di quella cosa però, su. No, niente, recupera il pallone ancora Lonardi. Non si vuole vincere questa partita, nessuna delle due squadre. C'è fallo. E sarà calcio di punizione a centrocampo. Qua è inutile neanche scaldarsi perché non c'è voglia in campo in questo momento. Non c'è voglia. No, fanno un giro, no, buttare dentro. Pensavo c'era un giro palla dietro per far passare. No, o pensavo buttassero dentro un altro pallone finto, cioè un secondo pallone. No, c'è il classico giro palla dietro portiere. Sì, ma questa partita è già virtualmente finita. Potremmo chiamare già Albino dallo stadio, ma non possiamo per regolamento mentre la partita è in svolgimento. Ma di fatto, attenzione perché poi va a calciare all'improvviso la Virtus in curva nord direttamente, però. Questa palla vagante su cui si è avventato col destro, non ho visto se forse Manfrin, Zarpellon, che ha provato una zarpellata con il destro, ma diciamo molto ambiziosa. Abito guarda l'orologio, vorrebbe fischiare anche lui, dice no, c'è ancora 1 minuto e mezzo, cavolo, di sta partita. Dentro il pallone in profondità Manganini si gira, c'è fallo, calcio di punizione, dai, giochiamocela qua. Dai. Quantomeno finiamo in avanti, salgono tutti, vai dai ragazzi, non vi farebbe schifo vincere sta partita, proviamoci, buttiamo dentro un pallone, no? Non capisco perché tira sempre Maldonado, però fa niente. Perché a Maldonado non si guarda in bocca. Noi ormai facciamo facile ironia perché qua la partita al secondo tempo è stata veramente orripilante. Quest'anno purtroppo stiamo vedendo diverse partite non bellissime, però magari le abbiamo portate a casa alcune giocate non benissimo, ma questa per adesso è 0-0 ed è l'ultima occasione col calcio di punizione di Maldonado, perché si sta perdendo molto tempo per batterla. E allora vediamo se Maldonado riesce a mettere dentro un pallone interessante. Dal limite dell'area non c'è nessuno per calciare, la palla allora allontanata da Fara ed è rimessa laterale per loro. No, è qua io direi che punizione. All'andata avevamo pareggiato la prima, no? Con loro. Sì, 2-2, esatto, sì. Abbiamo segnato dopo 1 minuto. 2-2, passano i secondi e vabbè.
io direi che qua finisce la partita. Batti e ribatti, al 94esimo finisce la partita, 0-0 tra Lecco e Virtus Verona. Questa partita francamente che non ci ricorderemo tra pochi giorni, francamente, perché è una partita bruttissima in cui al 70esimo già più o meno è passata la voglia di vincere entrambe e via. Volemose bene Natale. Mantova intanto segna il 2-1, 2-1. A breve chiamiamo Albino. C'è molta delusione perché queste partite così che qui ci si accontenta del pareggio francamente non mi trovano, non ci trovano così favorevoli, anche perché cosa te ne fai? Non te ne fai nulla. Non te ne fai nulla. Riniziano il 9 gennaio. Sì, assolutamente. 2-2 andata, 0-0 ritorno, scrive Davide. Sì. Altro pareggio con la Virtus, francamente questo però con un secondo tempo in cui le squadre hanno smobilitato un po' già da inizio ripresa, e vabbè, niente. Il Lecco chiude questo 2022 al quinto posto in classifica, 35 punti a 3 dalla Feralpi, che in questo momento è la leader, anche se c'è il Vicenza che lemme incombe dietro. Abbiamo Albino da Riga Monticeppi, andiamo a sentirlo. Albino, mi senti? Eccoti qua Albino, ciao. Sì. Ciao. Allora, secondo tempo che francamente è stato forse anche peggio del primo, nel senso che a livello di occasioni brutta partita, bruttissima partita, veramente una delle più. Tra l'altro la cosa che ci ha lasciato un po' indispettiti, poi per carità si dirà sempre la classifica è buona, no? Ok, però è mancata la voglia di provare a vincerla, anche dalla parte della Virtus, poi è un altro discorso, a noi non interessa. Però secondo me è stata una disposizione tattica sbagliata, perché un allenatore secondo me che fa questo mestiere si deve accorgere che stanno facendo che c'è un'impostazione tattica errata. Se gli avversari sono in primo tempo ci hanno messo sotto, no. E allora voglio dire, oltretutto non siamo stati neanche aiutati, ma nessuno lo voleva, da una equa direzione arbitrale, no. Però questo qui non cambia mai, sono stati tardivi i cambi, se vogliamo così, no? Magnisca, ma vai a la forza del primo tempo. Sì, cambiare già il 30 del primo tempo, cambia, metti dentro un uomo più a centrocampo, gli parecchi uomini di loro non riescono più a giocare. Nel secondo tempo abbiamo fatto comunque un po' più di hai concesso un po' meno, diciamo, ecco. Sì, però niente di che, è questo che no, perché fai fatica sempre a costruire occasioni da gol. L'unico tiro in porta 0 del Lecco, quello di Lepore verso la porta che è finito fuori, però francamente è poco, troppo poco se vuoi provare a vincere le partite. Loro dal 60esimo hanno smesso di giocare, si sono accontentati perché per loro il pareggio in trasferta a Lecco è evidentemente un risultato apprezzabile, mentre l'unica cosa bella di questa partita è il rosa che vediamo sulle montagne lecchesi al tramonto, Albino. Assolutamente, fantastico. Cioè, abbiamo visto il reseguo del San Martino anche nelle foto di Matteo, però insomma in campo poco. Ma poi noi, se fate caso, tutte le volte che abbiamo avuto delle partite in cui potevamo fare una switch in avanti, quelli importanti, un balzo, le abbiamo mancate tutte, perché lì, a questo punto qui non c'è si trasferisce una mentalità. Sì, che è quello, bravo, hai centrato esattamente il punto, Albino, è quello che fa arrabbiare, perché veramente sarebbe bastato poco provare a vincere un paio di partite e a quest'ora eri primo in classifica. Poi no, ripeto, si dirà comunque che è un buon girone di andata, bla bla bla. Sì, ma tutto quello vero. Tutto vero, però che girone di ritorno ci aspetta? Cioè, così, nel senso, come l'anno scorso, come 2 anni fa. Io ti dirò che mi aspetto una conferenza stampa in cui se noi riproduciamo la conferenza stampa di 4, 5, 6 partite è vero così. Cosa. Sempre stesse cose. Sì, no, questo purtroppo siamo d'accordo con te. È un disco rotto che suona sempre, noi un grande gruppo, si vogliono bene, non delle ore a mangiare le cose, ho capito, ma vorrei vedere che se lo delle ore a pestarsi negli spogliatoi, non ho capito cosa sì. Però bisognerebbe poi metterci appunto un po' di cattiveria agonistica che manca un pochino a questa squadra, se vogliamo, no? Perché poi devi aggredire le partite e in questo momento non si riesce ad aggredire le partite. No, devi cercare di vincere le partite che contano, quelle che hai in casa, e oltre che ce l'hai in casa, perché la partita che se la vinci ti trovi lì bello comodo, certo. No?
è fresco anche. No, assolutamente, ma come poi sarebbe stato possibile provare a vincere anche quella di Vercelli nella ripresa, ma non è stato così. Va bene Albino? Stendiamo un velo pietoso anche sull'arbitro perché Sì, anche perché la gestione dei cartellini poi è stata nella ripresa piuttosto dei fischi. Un bel cinema. Sì. Va bene Albino, ti ringraziamo, tanti auguri, allora ti ritroviamo naturalmente poi all'inizio del nuovo anno con la ripresa delle nostre trasmissioni. Grazie Albino. Grazie a te. Ciao. Ciao. Rientrando in studio, io vado a chiudere gli interventi qui con voi. Mister, manca veramente, no? Abbiamo detto tante volte in queste analisi. Ora stavo guardando. Manca tecnicamente un po', ma manca anche, io dico, la cazzimma dei napoletani. I numeri della partita. Calci d'angolo Lecco 0. Ecco, io pensavo questo è un po' il riassunto di quello che comunque la squadra fa, perché poi per carità secondo tempo magari all'inizio c'è stato un po' più di entusiasmo nel provare a creare qualcosa, ma si è fermato al tiro in diagonale di Lepore di sinistro che è uscito di 1 metro e poi basta, anche coi cambi come ti dicevo, secondo me arriverà al 70°, poi proverà qualcosa, però non hanno portato poi quel qualcosa in più che ti può portare a vincere le partite. Ma la cosa che notavamo all'inizio è proprio l'atteggiamento che tu giochi in casa e aspetti per capire gli avversari cosa fanno, poi da lì ti organizzi per poi andare a provare, è lì che secondo me dobbiamo fare il salto di qualità, cioè di dire ok, io gioco in casa e io inizio a metterli gli altri, faccio la partita io, cerco di andare in vantaggio, come diceva Ivan, vediamo loro cosa fanno. Fino a un mese fa si vedeva un pochino questa, poi c'è stata un'involuzione secondo me. Questa cosa qua secondo me è quella che ti sta comunque mettendo in una situazione di classifica, diciamo, molto molto dignitosa per quello che poteva essere per carità, la coesione all'inizio, però vedere che sei lì punto a punto con delle squadre che inizio anno erano irraggiungibili, perché non ce n'è una che oggi è la Feralpi, non ho a capolista. No, ma poi se continui a ragionare, perché poi ripeto anche lui non si riesce mai a capire se bisogna parlare di salvezza o non parlarne, credo le potenzialità di questo gruppo mi sembra in contraddizione, però questa è una squadra che abbiamo giocato oggi che ha 10, 12, 13 punti da noi, quindi da questo punto di vista il risultato in casa devi farlo con quelle squadre qua proprio in vista di salvezza, cioè tu pensi per carità di fare la partita della vita con l'Anerossi Vicenza quando arriverà a gennaio. È che quello che io dico, questa è una squadra che siamo lì in classifica, va bene, è indietro di noi di tot punti e noi dobbiamo fare di tutto per batterli, cioè, ma batterli vuol dire anche impostare il gioco e dettare i tempi. Poi ti do ragione, poi finisce che batto 10 calcio d'angolo a 0 e finisce 0-0, va bene, io l'ho fatto, vuol dire che sono stato nella se tu finisci la partita con 0 calcio d'angoli perché tra l'altro non solo vuol dire, hai ragione mister, che non è attaccato, ma ti escludi anche forse, come hai detto tu a un certo punto, le uniche possibili opportunità di creare da calcio piazzato, dagli angoli, tre punizioni manovrando non ci saremmo mai arrivati da 3 quarti campo, giocando 800 minuti, no? Possiamo avere tutta l'umiltà di questo mondo se consideriamo che questa è una squadra tra virgolette del nostro segmento all'inizio del campionato, noi dobbiamo vincere, abbiamo pareggiato all'andata per carità, ma ripeto, e pensa a te com'è il campionato, se oggi c'era la vittoria eravamo a un punto dalla prima classifica, eravamo a un punto dalla prima classifica, per dire. Sì. Va bene, siamo giunti alla fine, allora dai, vi auguriamo buon Natale, buone feste, buon anno nuovo. LCN Stadio tornerà poi a farvi compagnia l'8 di gennaio in concomitanza con la partita Pergolettese Lecco. Allora grazie a mister Giulio Invernizzi, grazie a te, buon Natale a tutti, grazie a Ivan Alborghetti, grazie a voi, vi invito domani sera a mezzanotte in punto a guardare LCN Sport, che ci sarà una piccola sorpresa naturalmente domani a mezzanotte, non andate a messa ma guardate LCN Sport. Vi ricordiamo anche che la strenna natalizia ideale è Per sempre blu celesti, il libro che abbiamo pubblicato in questi giorni e che riassume in breve con 50 schede le biografie di 50
leggende blucelesti. Trovate anche i podcast audio su LCN Sport, su Spreaker, su Spotify, su tutte le piattaforme streaming. Il libro lo trovate in vendita, potete ordinarlo naturalmente in tutte le librerie e anche sugli store You Can Print, Amazon, IBS, Feltrinelli, Mondadori, su tutti gli store in questi giorni. Regalatevi un regalo per tutti i tifosi blucelesti e regalatelo anche a tutti i tifosi blucelesti. Buone feste, ci ritroviamo l'8 di gennaio. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blucelesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.